Voi trovate sulla sedia, avete già ricevuto quasi tutti a casa queste 4 pagine che con Carlo Giacomini abbiamo preparato. Eccolo qua, vedete, il lupus in favola. Non ci speravamo, Carlo, che arrivava in tempo, non ci speravamo. Abbiamo preparato perché ci sia un ragionamento su Mestre positivo, cioè ciò che vogliamo, a partire ovviamente dalla critica delle cose obbrobriose che vogliono ancora fare, che sono in itinere e sono gli ennesimi 2 altri grattacieli sopra la stazione, uno dei quali va a occupare metà della pezzettino di piazzetta dei Tassi, una cosa fuori di testa. Io non so come qualcuno possa autorizzare, ma l'hanno autorizzata già, cioè è un accordo fra comune e grandi stazioni che non è le Ferrovie dello Stato, ma è una società privata a cui le Ferrovie dello Stato illegalmente hanno dato la proprietà di dove c'è la polizia ferroviaria adesso, che è una proprietà del demanio dello Stato, ma è stata data, trasferita senza nessuna demanializzazione ai privati, quindi siamo nel Far West, tanto per capirci insomma di cosa stiamo parlando. Questo sarà uno degli oggetti di una denuncia che faremo, che stiamo preparando con amici avvocati eccetera che ci hanno segnalato, ma anche Carlo l'ha segnalato, la pericolosità poi, però questa è la parte negativa. E io mi fermo subito, perché sennò si andrebbe avanti a dire le cose che ci siamo detti in questi mesi. Ciao, ciao. Ci sono posti là dietro, 1, 2, 3, là dietro. E poi abbiamo messo insieme 15 proposte, ma non sono tutte, perché già con le mail di qualcuno di voi ne sono arrivate altre dicendo ma secondo me ci sarebbe anche, forse qui non c'è Marco Zanetti, che c'è anche la ex lavanderia militare di Via Piave, su cui è stato fatto addirittura un concorso di idee, un progetto, e poi è tutto rimasto lì sfumato. Tanto per dirne una, ci sono altre cose da dire sui forti che sono rimasti qui appena legati al discorso, un ponte pedonale subito da via Torino a Forte Marghera, ci sono tante altre cose da dire, manca totalmente il Marzenego, come Carlo ci ha segnalato e poi spiegherà meglio con i suoi interventi, e le persone qui presenti insomma non sono a zero, siamo tutti cittadini di Mestre, comunque del comune di Venezia interessati a Mestre, e siamo tutti qui perché vogliamo che questa città diventi più bella. E finisce il discorso sul bella, ma che diventi più bella, perché che sia proprio bella bella è difficile, ma più bella sì, però siamo moderati, insomma, siamo molto moderati. Il discorso è stato fatto perché vogliamo che cresca un movimento, sta già nascendo, voi avete visto, ci sono state in questi ultimi mesi già 5 o 6 iniziative diverse, quartieri in movimento, ci sono state le assemblee al negozio di Via Piave, ci sono state iniziative al Parco Bissuolo, ci sono state e ci sono iniziative, la prossima al quartiere Bissuolo fra qualche giorno e così via, a Tessera, non so se c'è Cesare qui, ma insomma con Cesare Rossi sono già state fatte 3 iniziative per questo disastro che fa l'amico Marchi, amico di Galano, amico mio, insomma, a Tessera, e queste cose però rischiano di essere viste, come abbiamo visto l'altro giorno nell'assemblea qui con l'assessore, è un assessore quello lì, con l'assessore De Martin, quello lì che mi sembrava non fosse l'assessore, invece era proprio l'assessore, perché diceva va tutto bene, è già tutto scritto, noi non abbiamo fatto niente, qui state tranquilli, non c'è problema, anche se vengono su altri 2 grattacieli, che problema c'è? Non riusciva a capire perché la gente in assemblea fosse un po' arrabbiata, un po' tanto. E quindi noi abbiamo questo problema che l'interlocutore è il nulla, cioè tu chiedi di parlare con qualcuno e ti dicono parli con la segreteria del sindaco, non è così che succede. Chiedi di fare un incontro, dicono si rivolge alla segreteria del sindaco. Il sindaco però non c'è, non è lui, è la segreteria del sindaco. Bene, questa cosa qua dobbiamo rovesciarla. Prendiamola in mano, sta città, cerchiamo di farci collaborare senza inventare nulla di nuovo. Da questa assemblea non si esce con nessuna organizzazione, però con lo scambio delle idee e rafforzando le iniziative. Martedì prossimo, per esempio,
comitato ex Umberto I, di cui forse tu poi parlerai, non so se hai voglia, fa un'iniziativa da Castelvecchio, su Castelvecchio, sulla zona, insieme a Sergio, che abbiamo chiesto che venga, insieme a Gianfranco Vecchiato, insieme a Mario Tonello, insieme a persone che faranno degli interventi per riappropriarsi, almeno culturalmente, di quella zona lì. Giorgio Sarto mi ha fatto fare una ventina di copie, siamo di più di 20, ma almeno 25 adesso gireranno, di una pianta di Mestre dove è messo in evidenza il sedime di Castelvecchio, Castelnuovo e anche Castelvecchio. Adesso la distribuiremo al momento in cui Giorgio parlerà. E la città di Mestre va riscoperta e riconquistata. Siamo all'indomani di un esproprio, non esproprio proletario, esproprio del sindaco che ha tolto alla municipalità l'ennesima cosa, la Torre di Mestre l'ha data a un gruppo bellissimo, ma l'ha data a lui. Fanno i concorsi per le sedi, però la cosa più bella la danno così, brevi mano, alla Proloco, che non si sa cosa sia perché è nata l'altro giorno, e vedi caso è nata l'altro giorno e il giorno dopo ha avuto la Torre di Mestre. Cioè siamo in una situazione veramente da Far West. Veramente da Far West. Posso dire, come la stessa situazione, la concessione data dopo una settimana all'associazione a cui è stata data è una fondazione in quel caso, i giardini di Palazzo Reale in piazza San Marco. Ah, sì. La stessa con la massima trasparenza, insomma, come si dice. Abbiamo capito insomma che ci sono quelli di serie A, quelli di serie B e la gran parte di serie C. Non ce la fa neanche a stare in serie C, tende sempre a andare sotto la C1, C2, andare in promozione. Questa cosa qua perciò inizia così, inizia senza rete e finirà soltanto, ci siamo conosciuti, abbiamo lavorato bene, magari facciamo che ognuno faccia proprio gli appuntamenti degli altri, tipo quello di martedì prossimo, quello della Bissuola, c'è qualcuno del comitato Bissuola, qua non mi sfugge il giorno, ma mi pare sia il 17. Giovedì alle 17:30. Giovedì è il 17 o sbaglio? Giovedì alle 17:30 davanti al centro civico, giusto? Quindi sono già due iniziative di questa settimana che ci dicono possiamo conoscersi meglio, perché alla Bissuola non devono esserci solo quelli della Bissuola, ovviamente in parco come quello, e all'Umberto I non possono esserci solo i 2 o 3 che abitano in via Antonio D'Onesta, insomma ci deve essere la città. Anche quella del 18. E poi c'è un'assemblea, quello è il momento qui. Se si può, verrei a raccontare un po'. Certo, Maria Rosa, siamo ben d'accordo che poi spieghi il 18 che è un sabato prossimo, mi pare, al Vega, giusto? Ma poi ne parlerai. Perciò abbiamo un calendario qui davanti. Esiste anche un calendario su internet a cui si accede cliccando per, come è scritto? Patto per la città consapevole, dove ci sono tantissime iniziative di Venezia e di Mestre che cominciano ad essere quasi tutte, non tutte perché ne mancano, bisogna che dirgliela, però lo segnalo perché è molto utile, perché uno va lì e le trova tutte in fila, in ordine, c'è un calendario, proprio tu clicchi e vedi il calendario, Patto per la città consapevole. Per tutto in maiuscolo. Va bene, io ho finito. Adesso lascio la parola a chi vuole prenderla. Giorgio, se vuoi cominciare tu, forse, o Sergio, ma forse tu mi hai chiesto di non fare relazioni introduttive. Dai, Giorgio Sarto. Allora così distribuisco a questo scopo le 25 copie che siamo riusciti a fare di questa cosa. Abbiamo qui l'autorità che è presente, non è l'assessore De Martini, ma è la carta di Mestre. È Mestre, ce l'abbiamo qui davanti, abbiamo perciò copiato. È una foto di Mestre, sì. Forse una foto di De Martini sotto ci sarebbe stata. Allora, la questione dell'ospedale verrà affrontata nella visita prossima e imminente che vedremo. Io vi faccio solo un flash su un aspetto particolare che non è secondario. La vicenda non ve la riassumo perché sapete un'area su cui c'è stato un concorso per vendere ad alto prezzo tutta l'area, la giunta tanto tempo fa ha detto che il volume costruibile era lo stesso
di tutti i volumi ospedalieri precedenti. È stato fatto questo concorso e nello schema del concorso è stato fatto, diciamo, un pasticcio, un errore come è successo con Piazza Barche. I concorsi qua non sono fortunati, se ne fanno pochi e male. Nel senso che lì, in quell'area, c'era il vecchio castello. Questa planimetria che io ho pubblicato nel 1985, questa è in bianco e nero ma a colori splendidi, è una cosa molto nota per la laguna di Venezia, perché è il rilievo dell'intera laguna di Venezia fatta dai francesi, come responsabile questo capitano Augusto Denay, che ha fatto questo rilievo meraviglioso e perfetto di tutta la laguna, e in un angolino di queste cartografie improvvisamente appare il rilievo del centro storico di Mestre, non un rilievo catastale con scopi quindi di riscuotere soldi, ma è un rilievo assolutamente fisico, ambientale. E in questo rilievo, che appunto rileva la vegetazione, i parchi, gli edifici e alcune le acque, eccetera, appare proprio l'impronta dell'antico, del primo castello di Mestre. Allora, col colore si vede molto meglio. Dopo, tra l'altro, io ne ho una a colori, la possiamo anche passare, ma dopo. Allora, guardate dove è scritto Mestre, no? Una cosa che non è curiosità, perché Denay, con la sua enorme squadra che riesce a rilevare l'intera laguna, fa il rilievo del centro storico di Mestre, al di là di un innamoramento magari improvviso a un centro che era molto bello, molto ricco di ville, di parchi, eccetera. Perché c'è il Canal Salso. Se voi guardate la pianta a sinistra in basso, c'è il Canal Salso che lo collega alla laguna, quindi lui dice: sto rilevando la laguna, e la laguna ha questa propagine in terraferma che conduce a Piazza Barche, al centro storico di Mestre, e da qui nasce questo rilievo. Allora, in questo rilievo abbiamo sotto alla scritta grande Mestre una specie di ovale. C'è il Marzenego, un ramo, vedete il ramo del Marzenego, quello superiore. Marzenego si sdoppia. Il ramo a nord, quello che è proprio sotto la scritta, lì c'è scritto Castel Vecchio, quindi la scritta, il nome viene recuperato dai francesi. E nel rilievo non è detto che loro sapessero che quell'ovale che viene fuori sulla cartografia fosse il perimetro del vecchio castello, ma viene fuori come rilievo fisico materiale, perché sapete che cose anche a distanza di secoli sul terreno lasciano tracce di confini di proprietà, di fossati, di cambio di colture, eccetera. Per cui viene fuori la scritta Castelvecchio, il ponte che c'è attualmente ancora, e lo si vede che attraversa il ramo del Marzenego, e poi c'è una via che parzialmente si vede ma è intera, qui nel bianco e nero non si vede, ma si vede la via che partendo dal ponte fa una curva
che segue appunto questo ovale che poi continua per intero, che è quello del vecchio castello. Al centro del castello c'è qualche costruzione, la vedremo la più antica, quella che Dorigo anche dice risalire in epoca medievale, eccetera. Vedremo queste cose. Comunque, Castelvecchio, poi a destra abbiamo il Castelnuovo, quello che lascia le tracce attuali, la torre, parti delle mura, eccetera, che conosciamo. Allora, qui nasce l'ospedale all'inizio del Novecento con i primi padiglioni. Vi ha distribuito Michele anche la foto di uno dei padiglioni che esiste ancora, che sembra molto degradato perché lo è, e che era il sanatorio, e che nella foto vedete è un capolavoro di architettura, perché guardando verso sud, dovendo prendere aria e sole il più possibile, è tutto fatto a loggiati. Cosa hanno fatto nel tempo? Hanno tamponato i loggiati, ma i loggiati sarebbero recuperabili semplicemente con un restauro intelligente. Allora, abbiamo i segni del vecchio castello, i primi padiglioni novecenteschi dell'ospedale, che nel piano del centro storico di Mestre sono vincolati, come è vincolato quel verde che questi padiglioni racchiudono nel cuore di quello che era il castello. Cosa succede nel concorso? Che di tutto questo non c'è traccia, e che anzi nel castello, quella che era l'area del castello, si fa un quadrato che indica un'edificazione massiccia. Infatti il progetto vincitore del concorso fa uno dei grattacieli proprio in mezzo al castello, nel centro, come se non bastasse, vicino a Piazzale Candiano, come se non bastasse il Donatello, quel semi grattacielo che c'è a fianco, in uno dei lati del Candiano. Che anno è l'anno del concorso? Come? Che anno è l'anno del concorso? Io ho perso la nozione dei tempi, comunque 2010. Più di 10. 2010, 2010. Prima, oltre 10 anni fa. 2007, aggiudicato. Comunque c'era L'amministrazione Cacciari. Quell'edificio grande, grattacielo, semi-grattacielo che è bianco, è la speculazione Fiat sull'area dell'ex deposito tranviario che esisteva nella sede e che privatizzò una parte per costruire subito. Poi adesso è rimasta in piazza. con Mestre 900 abbiamo ricostruito tutta la vicenda, il tram, eccetera. Ma dico solo, è clamoroso perché è stato fatto, ultimi nel Veneto, il piano del centro storico di Mestre, che ha identificato la cosa. Dopo si fa un concorso e si reinventa tutto. Lo stesso su Piazza Barche. Piazza Barche, il progetto vincitore, aveva un cubo in mezzo, lì dove c'era il Canal Salso, eccetera. Cioè, dico, vogliamo dare a Padova, a Vicenza, a Treviso, in un piccolo centro da 10.000 abitanti, a Milano. Insomma, un minimo di stratificazione di cultura storica c'è, e il presente viene trattato intelligentemente tenendo conto, no, di valorizzare questo spessore che ha la storia, che ha la città, che è la storia dei suoi abitanti, ma che è anche traccia materiale, architettura, strade, parchi, acque, eccetera. Allora, questo è il tema. Un nucleo, quello del vecchio ospedale
da recuperare e che tra l'altro doveva recuperare il comune, perché il progetto vincitore ha dato luogo a un progetto da realizzare, e in questa realizzazione c'erano gran parte nuovi edifici, nuovi volumi, edifici alti, e al comune invece venivano ceduti i padiglioni storici del vecchio ospedale che il comune ha lasciato lì. Ci sono state varie ipotesi ma nessuna realizzata. Allora il fallimento dei privati, che hanno pagato, se non sbaglio, 53-54 milioni di euro per quell'area, e l'ULSS li ha incassati, quindi c'è stato anche un ciclo per cui possiamo dire, come si dice, il capitale, c'è stato un buon ammortamento, e adesso l'area viene messa in vendita a 15 milioni di euro, tant'è che c'è anche la proposta che se la prenda il comune, perché converrebbe, no? Ecco. E qui si aprono le prospettive. Che si fa in quest'area, però tenendo conto che è un'area simbolo e traccia materiale di una storia remota, e quindi è come, sapete, i parchi di Londra, no? La vicenda, pur nell'enorme valore dei terreni di una metropoli, però quei parchi sono stati difesi dagli abitanti e fatti propri dalle amministrazioni, e lì il valore ha avuto tutt'altro senso, di valore ambientale, simbolico, spessore culturale e vita della comunitaria dei cittadini. Grazie. Giorgio è stato dentro i 10 minuti, è un miracolo. Allora, se qualcuno vuole aggiungere sull'ex Umberto I, forse sarebbe il modo giusto adesso per... oppure? Io qualcosa segnalo. Dobbiamo presentarci e starci in piedi. Roberto Scarpa. Segnalo che ormai da 10-15 anni si parla di stazione ferroviaria. C'è il palazzetto di Via Olimpia, se ricordate, c'è la stazione SFMR, quella che è ancora in parte. Sono stati rivisti gli appalti recentemente. Dentro la piscina del CONI. Sembra, sì, di là del palazzetto di Via Olimpia. Ecco, in questa prospettiva segnalo che quell'area, l'area dell'ospedale Umberto I, diventa essenziale, perché potrebbe diventare uno degli luoghi di passaggio, di accesso al centro di Mestre, cioè di connessione tra il centro di Mestre e la stazione, in prospettiva che il servizio ferroviario metropolitano funzioni naturalmente. Ecco. Quindi, al di là della questione storica, c'è anche una esigenza funzionale, un'opportunità di riqualificazione di un'intera parte di Mestre, che sarebbe possibile, perché assieme all'area dell'ospedale vicino c'è già il giardino pubblico dove c'è il parcheggio. Questa è Piazza Ferretto, siamo qua. Questa è Piazza Olimpia e questa è prima. Ecco. Qui c'è la stazione, qui c'è la linea ferroviaria. La linea che passa. Verrà fatta una nuova stazione in questo luogo. Inevitabilmente bisognerà curare l'accessibilità tra questo luogo e il centro di Mestre e questa parte di Mestre. Qui ci sono aree pubbliche, che c'è il palazzetto di Via Olimpia, al di là appunto troviamo l'area dell'ospedale, ma c'è anche l'area del giardino, parte dell'area parcheggio, cioè c'è una vasta area, un vasto settore che a questo punto può essere estremamente interessante per riqualificare un'intera parte di Mestre. Il tutto sarebbe possibile con la spesa, appunto, tanto acquisire le aree sarebbe essenziale per poter ragionare, al di là dell'amministrazione che abbiamo adesso, in cui la capacità di raziocinio evidentemente è nulla, speriamo in una situazione diversa, avere la possibilità e disponibilità di questa parte di Mestre, è chiaro che qui si può ridisegnare una parte, riqualificare questa parte della città, al prezzo di un investimento a breve termine di 15 milioni di euro. Vi ricordo che ad esempio è una banalità. Cosa sono questi 15 milioni?
Sono quelli dell'ospedale. sì, perché Messi insieme, insomma. il resto delle aree pubbliche, la piscina, questi dati in concessione, i tendoni dello sport, pensare davanti a via Olimpia, il tratto del Giardino che poi arriva fino a Villa Querini, il Giardino, no? Quindi si tratta di ragionare su questa parte che buona parte è già pubblica, quindi non ci sono neanche i vincoli di proprietà di esproprio, al prezzo di, in una prospettiva di 15 milioni di euro. Mi segnalano per fare un raffronto, la Valenari bis è stato fatto un mutuo per 17 milioni di euro. E tra parentesi doveva costare 8 e alla fine ne ha spesi 12, appaltati 8 e spesi 12. E di queste 50%. torniamo al Far West di prima e a molte cose che probabilmente non vanno nell'amministrazione comunale. 17 milioni di euro. Perché, Grazie Roberto. sì, dopo eventualmente aggiungerò qualcosa, perché il Far West è attualmente questione legittimata dagli uffici pubblici. Strutture pubbliche comunali, un grosso interrogativo, attestazione di regolarità che non rispondono al vero. Quindi questa qua sarebbe un altro aspetto, un altro capitolo da aprire. Di cosa? Del comune che è illegalmente Prima dice che c'è un Far West non si capisce, sarebbe andare a vedere le norme se vengono applicate attualmente. Ma dove e su cosa? A me è capitato di vedere che, ad esempio, la questione di questi giorni, Parco San Giuliano, hanno fatto una appalto, stanno facendo delle opere. Sono conformi alle norme di legge? Ci sono delle attestazioni dei dirigenti che dicono di sì. Io inviterei a verificare se questo corrisponde al vero. Ma perché? Su quale legge A cominciare dalle norme di pianificazione territoriale vigente, regionale, PALAF. Aveva pensato già alla tutela di quell'area, all'area di Gronda Lagunare, la signora Asso nell'85, quando con il decreto ministeriale ha previsto un piano paesaggistico per la laguna e le aree contermini. Quell'area, tutta la punta di San Giuliano, è inedificabile e ci sono vincoli di tutela paesaggistica, ambientale, morfologica anche, alla quale si aggiunge dal 1997 il PPR, tutela della biodiversità, sul seno della SEPA, il che vuol dire che con queste condizioni è molto difficile pensare a un'area attrezzata per gli spettacoli, capite? In cui si è previsto 100.000 persone, afflusso di 100.000 persone. Dopodiché sarebbe da vedere i progetti, perché mi è capitato, dopo che sono andato in pensione, copiamo questi progetti. Roberto lavorava all'urbanistica in regione. Il comune è enorme, in materia di appalti dicono alcune cose. Il progetto di fattibilità deve avere certi contenuti, il progetto definitivo altri. Trovate i progetti di fattibilità e i progetti definitivi senza questi contenuti, con attestazione regolarità. Il che vuol dire che poi si va ad appalto, si appalta cosa? Se il progetto non è definito, evidentemente si aggiusta strada facendo. Si fa un po' di accordi con la ditta. Quando è chiaro che la previsione di spesa è precisa, problemi di realizzazione si risolveranno strada facendo. Hai fatto l'esempio. Questi elementi però sono elementi che condizionano la possibilità di fare che in queste condizioni il comune non potrebbe andare ad appaltare i lavori, invece si appaltano ugualmente. Quindi sono tutte questioni interrogativi che appunto pongo, e quindi il Far West forse non è del tutto casuale. C'è sempre uno sceriffo, no? Prego, il nome in piedi. Sì, Andrea Grigoletto, non mi conoscono, dell'Istituto dei Castelli, che mi occupo di recupero di aree ex militari. Una per tutte la battaglia ambientale vinta, perché non tutte le battaglie ambientali sono perse, perché vedo il libro Quelli delle cause vinte, ci sono cause vinte, l'uso pubblico di tutti i forti del campo tringerato di Mestre, una battaglia molto complessa, la guerra vinta, la battaglia persa, quella di Forte Cosens che è diventato il circolo privato della regione. Ma lasciamo perdere. Io volevo intervenire sull'area dell'ex ospedale di Mestre e l'Umberto I, perché nel frattempo, per vari casi della vita, sono entrato nell'Istituto dei Castelli, che è un organo scientifico affiliato al MIBACT che si occupa di recupero di architetture storiche, e mi hanno anche, bontà loro, creato consigliere nazionale. E siccome il 2020
sarà l'anno nazionale delle città murate non più esistenti, e avendo una voce in capitolo, io volevo proporre come caso simbolo Mestre. Non più murate forse? Non più murate? Murate, fortificate, diciamo più murate. Esattamente. Io volevo proporre Mestre, perché come dice Settis, non passa, la tutela non passa, non è efficace se non c'è la conoscenza, quindi far conoscere per poi tutelare. Quindi l'idea del mio istituto era ripubblicare con degli aggiornamenti, avremmo anche le risorse. L'unico volume che io conosco sul Castelvecchio e Castelnuovo è il testo di Sbrogiò, che ne conosco 2 copie, uno alla Marciana e uno quello che ha l'autore, ecco, quindi ripubblicarlo, e quell'occasione l'anno prossimo Anche in biblioteca nostra. bene. Ecco, ripubblicarlo, fare la presentazione del libro in occasione delle giornate nazionali di Castelli dell'anno prossimo. Io avevo contattato, non so se fra di voi c'è, un certo signor Michieli, che su vari articoli della Nuova Venezia si definiva del comitato nuovo ospedale, cioè di valorizzazione dell'area dell'ex ospedale, e sono riuscita a reperire il numero. Mi ha detto: ah no, non mi contatti più, non mi disturbi, non siamo più interessati di quello che succede all'ex Umberto I. Ho visto che l'interesse c'è, sono molto contento, rifaccio la proposta, noi ci rendiamo disponibili a fare, basta che ci sia l'interesse, un'iniziativa di tutela legata alla conoscenza nel 2020. Grazie. Allora, Andrea, tu martedì verrai a questa iniziativa, però. Sul tardi perché lavoro. Finisce alle 7:30. Faccio un salto. Fiondati prima delle 7:30, così puoi portare questo contenuto. Partiamo alle 18. Partiamo alle 18 dalla piazzetta del Toniolo. Chi c'è che chiede la parola? Stefano, alzati in piedi per favore, Stefano. No, alzati in piedi. Ditelo. Non avevo nessuna intenzione di parlare. La passeggiata comincia alle 6 davanti al Toniolo, va a Candiani, via Antonio da Mestre, circonvallazione, Castelvecchio, e si torna a Candiani. E poi c'è un incontro municipalizzato, ha detto Monica. No. No. È stato Che aggiunto? alla fine del percorso Io non lo c'è sapevo. una restituzione Sarà un all'interno. dibattito. A che ora? Un dibattito. Alla fine. Siccome ho dato il preavviso io alla questura, la questura non lo sa a questo punto, ma non mi importa perché andiamo Allora, di... se volete vi leggo il comunicato. Leggi la finale. Dai, un momento Stefano, scusa. Allora, sono Roberto Marangio del comitato ex Umberto I. Allora, a seguito... Conosce questo Micheli? No, non l'abbiamo incontrato. Esiste anche Micheli, non fai. Dai, sarà un news. Dai, non importa. Vabbè, non aggiungo quanto è stato già detto sul percorso, eccetera, eccetera. Alla fine è stato inserito un fuori programma, diciamo, a seguito della disponibilità di due personaggi che ora vi cito. Quindi, a seguito della passeggiata, coloro che sono interessati potranno seguire un dibattito sullo stato dell'area con proiezione di diapositive che accompagneranno la discussione, con la collaborazione dell'architetto Gianfranco Vecchiato e la partecipazione dello storico Sergio Barizza presso una sala messa a disposizione. Scusa, lo sapevi tu, Sergio? Non lo sapevo. Va bene così, dai, va bene lo stesso, dai. Sei abituato. È già abituato. È l'unico. E tutta la cittadinanza invita a partecipare. Ok, quindi finisce in municipalità, insomma. Sì. Cioè all'angolo dove c'è nel municipio? C'è ancora accesso al municipio? No? Sarà la proprietteria, ma c'è una mostra di fotografia? Sopra. Allora di fronte all'ex municipio di Mestre, che è stato scippato da come si chiama, da Brugnaro anche quello. Stefano. Due parole solo per capire perché si può parlare tantissimo su quella storia litigate di 15 anni sulle 3 torri e i sottoedifici di Umberto I.
abbiamo presentato, anche come Venezia Cambia l'ultima volta 2 anni fa a Brugnaro, il minimo dei minimi, lo dico perché bisogna ragionare su che spazi abbiamo. Il minimo dei minimi era eliminare come minimo una delle 3 torri, che loro le vogliono addirittura aumentare, abbassarle, ridurre le volumetrie, per riportare la residenza invece che alberghi, tanto per cambiare, e eliminare la torre messa sopra i vecchi padiglioni storici. Questo era un ragionamento un po' più complesso di come lo sto facendo, ovviamente, perché c'è un problema di riduzione dei valori, dei folli valori che qualcuno, ancora all'epoca Giunta Cacciari, USL che deve fare soldi, con volumetrie folli messi sopra l'Umberto I, che poi hanno portato a progettare 3 torri, eccetera, eccetera, eccetera. È tutto folle fin dal primo giorno, e come in tutta Mestre, lo dico perché riguarda qualunque altro argomento avremo oggi, il problema è che se metti dei valori enormi economici e di cubatura, dopo è impossibile gestire la qualità, la quantità e il rapporto con il resto dell'esistente. Allora, quella proposta era di 2 anni fa ed era, già ci davano dei matti, ci hanno messo sulle idee all'interno del piano degli interventi. All'interno del piano di interventi, quindi un atto ufficiale a cui non hanno mai risposto, e ci hanno appiccicato a quella, come le altre 6-7 proposte, il titolo idee, come dire, ne parleremo dopo morti, chissà quando. Intanto decidiamo gli affari, i 110 affari sui 550 sono tutte speculazioni che erano già state bocciate dal piano vigente, ma che si apprestano a fare varianti. Allora, se fate varianti sulle cose già bocciate, e sarà guerra dura quando verranno uno alla volta portati in Consiglio Comunale, si può fare variante anche su Umberto I. E allora, invece che aumentare le altezze, i volumi e stravolgere ancora di più le destinazioni, si può abbassare, ridurre, eliminare una delle torri e quant'altro. Questo per dire che sembrava follia, ma era il minimo che ovviamente la roba che si guardano bene dall'accettare, ma proponevamo 2 anni fa perché non c'era nessuno dietro. Adesso la situazione è un po' diversa, mi fermo subito, perché adesso con quelle cifre ridicole, che sono un quarto di quello che all'inizio hanno pagato, è possibile entrare in una logica di riacquisizione pubblica di un'area che è vero che è stata comprata a cifre folli, con volumetrie folli, ma che a questo punto è possibile discutere. Allora diventa credibile, mi fermo subito, che si possa non costruire o costruire pochissimo, quanto e cosa è tutto da vedere, perché c'è stata una serie di assemblee, c'ero anch'io 2, 3, 4 settimane fa sull'area Umberto I promossa con tutta una serie di... Alcuni di quelli che parlavano dei responsabili dei progetti, Oscar Girotto in testa, che però è anche segreteria del PD, quindi non può permettersi di parlare a vanvera, e ha riproposto pari pari la logica costruttiva, che non è quella di cui ho parlato io un attimo fa, ma che adesso ancora di più si può pensare di affrontare, perché vi ricordo solo questo. All'origine il piano regolatore di Mestre prevedeva che una volta che l'ospedale andava fuori da dov'è, diventasse un parco in centro a Mestre. Non ne sto sognando io queste cose. Queste cose erano messe nella prima stesura, in una delle stesure precedenti del piano regolatore di Mestre. Allora, il fatto che, se non ho letto male e ho letto benissimo, che i 5 Stelle hanno fatto la proposta di farci un parco, detta così sembra propaganda, è una sparata, la dico perché bisogna cominciare a discutere un po' concretamente delle cose da fare e avere proposte che non siano folli. Secondo me è ragionevole, ma bisogna che la città decida che invece di fare un po' di grattacieli, ce ne sono 20-30 in giro, della Giunta Brugnaro ce ne sono 20-30, 4 attorno alla stazione, ma girano, i progetti ci sono tutti, compresi i 100 metri a Marghera nuovi da aggiungere alla nave De Vero o robe del genere, ma ce ne sono 20-30 grattacieli.
che vanno a riempire le poche aree libere che ancora ci sono. Quindi bisogna capirla bene questa storia, che la nuova Mestre è 10 volte più grave del Sacco degli anni 60, perché sono grattacieli ovunque si riesce a farli, con l'assessore che dice pubblicamente che gli fa la variante su misura se i progettisti trovano l'investitore. Il gioco c'era alle assemblee di tutti gli architetti, gli ingegneri, i geometri. L'assessore ha spiegato che lui gli fa ad ognuno la variante personale del piano regolatore se il progettista trova chi investe, perché la linea è soldi e allora in questa situazione, non sto parlando troppo e voglio chiudere il presto che posso, ma almeno avere il concetto di queste storie. Secondo me è possibile che almeno, se non tutto, una parte diventi un parco verde, meno che meno parcheggio da riportare in centro le macchine, perché anche lì sta cambiando la linea. Noi abbiamo lavorato una vita per pedonalizzare le zone centrali e loro tolgono le zone vincolate e portano, se possono, i parcheggi in centro. Ma a parte il parcheggio si può creare del verde. Prima di tutto si riusano e si progettano, il discorso di Giorgio Sarto poco fa, tutti i padiglioni storici che per se Dio vuole sono vincolati, ma guardate che anche i vincoli di un piano si cambiano in brevissimo tempo, quindi si parte intanto dal recupero di padiglioni che sono già vincolati. Può darsi che, per non fare parole estremiste, si possa aggiungere qualche volumetria a servizio della città con un'ottica della città, non per fare soldi, ma per fare cose che servono, servizi o residenza, ma non certo ancora alberghi o grattacieli o quant'altro, tanto per fare soldi. Per cui il ragionamento a me pare che a questo punto può essere quello che abbiamo già scritto, ed è lì che aspetta una risposta che non c'è, cioè di ridurre e di eliminare una torre eccetera eccetera, ma si può andare a questo punto molto più in là. Bisogna precisarla con questi limiti: riuso di becchi capannoni, area verde ed eventuale minimo completamento insediativo. 10 minuti per tutti. Carla, Tengo lì. se vuoi, come vuoi. Sì, Carla, così ti vedo. Ti presenti così. Allora, sono Carla Dalla Costa dell'Associazione ai Sette Nani. Di solito ridono quando dico l'Associazione ai Sette Nani, vedono i nanetti, il Biancaneve. Quindi sei con Brunetta, io sono la strella. Allora, io leggo perché è meglio. Siamo nel territorio di Mestre Cipressina, non so se conoscete, che inizia ai Quattro Cantoni e finisce nel secondo sottopasso della Castellana, vicino al centro Nazareth. Facciamo parte della municipalità Gazzera, Zelarino, Trivignano e Chirignano. È un'area ampia e lontana dal centro di Mestre, ma noi frequentiamo di più il centro di Mestre e ci sentiamo più vicini alle tematiche. Aderiamo ad alcuni coordinamenti associativi, tra cui il Forum e il Contratto di Fiume Marzenego-Osellino, che è un assieme di associazioni, una trentina. Vi partecipano anche Amico Albero, Storia Mestre, La Salsola, alcune associazioni, vedo i componenti qui, associazioni che hanno a cuore la riqualificazione del corso d'acqua che entra in Mestre e non a caso era chiamato il Flumen de Mestre. Molti ragazzi si stupiscono di avere un fiume. Ho visto la meraviglia accompagnando alcune classi del quartiere quando scoprivano a poca distanza dalle loro case un corso d'acqua con verdirive, canneti, guizzi di pesci e aironi. Eppure era una via naturale. Come mai questa rimozione? Che posto Mestre riserva al suo fiume? Ecco alcuni dati storici. La fascia del Marzenego, che investe anche il Roviego e il tratto finale dei meandri del Rio Cimetto, nel piano intercomunale del 1962, mai approvato, veniva inserita come una parte di Greenbelt.
Nel 1973 viene inserito nel PRG come verde urbano la vasta zona a ovest del centro di Mestre fino alla ferrovia Treviso-Udine. Inoltre viene aggiunta una tutela sulle vicine aree agricole. Siamo nella zona di Forte Gazzera? No. Dove siamo? Tra tangenziale e ferrovia. Segnami. Giorgio, lo potresti... Vicino alla stazione di cui si parlava prima. Siamo qua, questo qui. Io avevo delle fotografie, ma vedo che non c'è. Avevo delle immagini. Ok. Allora, nel PRG, vedete quanta aria verde c'è ancora? No, abbiamo le penne noi. la stazione è vicino alla stazione, alla futura stazione metropolitana. Sì, era una nuova stazione in cui si diceva All'angolo di Olimpia. Allora, nel 73 viene inserito nel PRG come verde urbano la vasta zona a ovest del centro di Mestre fino alla ferrovia di Treviso-Udine. Inoltre viene aggiunta una tutela sulle vicine aree agricole, indicando un valore ambientale della fascia del fiume. Nel 1985 il PALAV individua le fasce fluviali, come quella del Marzenego, come essenziali per la tutela e riqualificazione ambientale, e la pianificazione regionale e provinciale è coerente con questa impostazione e inserisce sull'asta del Marzenego un corridoio della rete ecologica. Dopo la creazione del Parco Bisuola, il Piraghetto, il Parco di Chirignago, il Grande Parco di San Giuliano e il Grande Bosco di Mestre, il Parco del Marzenego è l'obiettivo mancante. Perché? Perché è al centro dell'agglomerato urbano ed è sull'asse del fiume metropolitano che porta a comuni vicini e che condividono lo stesso obiettivo come Martellago, che parla da tempo del Parco del Marzenego. Questo parco ha un habitat diverso dagli altri parchi perché ha zone umide, prati stabili e terreni agricoli. Ma sappiamo purtroppo che il suo iter ha subito varie disavventure. Nel 2005 il Parco del Marzenego era diventato solo il nome di una lottizzazione, che per fortuna nel 2014 era decaduta. L'allora assessore Ferrazzi ci aveva fatto sperare con le parole: restituiamo alla città una superficie di 23 ettari sulla quale si sarebbero dovuti costruire. Ascoltate che cosa bisognava costruire: 31.000 metri quadrati di edilizia residenziale, 200 di edifici a destinazione commerciale, 8.300 di strutture ricettive per un totale di circa 120.000 metri cubi, più ciliegina 4.200 metri quadrati di parcheggio. E aggiungeva: la dimensione di questo consumo del suolo oggi non è più sostenibile né dal punto di vista economico né ambientale. Ma ora altre sono le dichiarazioni dell'attuale amministrazione comunale. Le precedenti amministrazioni non hanno saputo stringere con i privati degli accordi soddisfacenti e fanno intendere che ci penseranno loro. È stato fatto un progetto per il Parco del Marzenego indetto dai lavori pubblici nel 2014. Hanno collaborato studi privati e il Consorzio delle Acque Risorgive. Uno studio ai fini della sicurezza idraulica, della difesa, della depurazione delle acque, della godibilità e fruizione. Che fine ha fatto? Il PAT inserisce lungo il fiume un corridoio ecologico e percorsi naturalistici, ambientali e paesaggistici. Avevamo fatto un'osservazione al PAT chiedendo che l'allora previsto parcheggio fosse destinato a interventi di riqualificazione ambientale, forestazione e ricostruzione del paesaggio agrario, e la nostra osservazione era stata accolta. Noi pensiamo che il parco non si debba fare tutto subito, aspettando i soldi per l'intero progetto. Si può procedere a piccoli passi. Il primo passo è semplice e poco costoso: unire il parco pubblico ZIA agli impianti sportivi pubblici di Zellarino. Allora, qui è Forte Gazzera. Dov'è che stai parlando adesso tu?
Stai andando o no? Siamo fuori lì, ok, va bene. Unire questi due ambiti pubblici, che cosa richiede questo? Poter camminare a piedi sull'argine e proseguire usando anche parte dell'argine del Roviego che scorre parallelo e arrivare fino alla stazione metropolitana e al centro di Mestre, ricongiungendoci con la zona dell'ex ospedale e i giardini di Via Einaudi. Il modo più economico, esatto, che si diceva prima, il modo più economico per acquisire gli argini è la servitù di passaggio. Il piano degli interventi dovrebbe prevedere questa progressività attraverso degli stralci ed è a tal fine che la nostra associazione aveva fatto delle osservazioni che, ahimè, anche loro sono finite nel contenitore delle idee. Ma fortunatamente ad oggi il tentativo di lottizzazione è decaduto, il suolo è ritornato agricolo. Che ne facciamo di quest'area? La teniamo come riserva per il futuro? La inseriamo nel non consumo di suolo? Riprendiamo il filo che negli anni 70 ripropone il parco e mettiamo a frutto il progetto di fattibilità che il Comune aveva fatto? Questa è la scelta. Rimane agricolo e si inizia a fare un passo dopo l'altro per realizzare un progetto, peraltro quasi vecchio, di 36 anni. O l'urbanistica è diventata solo una città che cresce. Grazie. Ciao a tutti, sono Pino Sartori, vicepresidente della Salsola e anche coordinatore del contratto di fiume che è stato appena citato. Volevo ricordare, per non incentivare referendum di separazione della città, di mettere anche qualcosa qua, magari li finanziamo noi, no, perché ce l'hanno prestato, no, non è neanche nostro. No, perché io vi parlo, vi porto come proposta da aggiungere alle 15 l'idea che abbiamo studiato assieme alla Società Veneziana di Scienze Naturali, assieme al WWF, è pubblicata dal Comune di Venezia nel 2010, dell'oasi delle balene di Campalto, che sono quelle balene che vanno dalle rotte di San Giuliano, che sono queste qua fino alla foce alla nuova foce dell'Osellino, che appunto è prima dell'aeroporto. Sono le balene più come si chiamano? Rotte di? Le rotte sono come si chiamano? Rotte di? Le rotte Di San Giuliano, no? No, le rotte dell'Osellino. Ok, no, così mettiamo i nomi e poi. Qui è il seno della Seppa, questa è la discarica che è stata messa in sicurezza. Questa parte, anche questa parte qui era una discarica del Comune di Venezia, è stata messa in sicurezza. La parte delle balene ancora naturali sono queste e poi continuano anche dopo il passo di cavallo. Su questo abbiamo fatto come vi ho detto, uno studio e una proposta per farne un'oasi naturalistica, perché ovviamente l'oasi si fa per tutelare gli aspetti naturalistici dell'area, ma anche perché è quella parte di laguna che è visitabile dalla terraferma, è l'unico accesso alla laguna dalla parte della terraferma, e quindi questa è una proposta che secondo me va aggiunta alle cose. Poi, come associazione siamo stati interpellati da varie realtà politiche del Comune di Venezia, abbiamo in qualche maniera fatto anche una lista di argomenti che dovrebbero entrare nel programma elettorale delle prossime elezioni. Ve la leggo velocemente per non perdere tempo. Una delle pecche più gravi che ha fatto questa amministrazione è quella, come primo atto, ha cancellato il parco della Laguna Nord. Ovviamente l'oasi di cui vi ho parlato farebbe parte di questa proposta, e quindi secondo noi
un elemento programmatico forte da mettere è ripristinare quella delibera e lavorare per il Parco della Laguna Nord. Poi anche una delle nostre grandi battaglie del passato, la tutela del bosco di Carpenedo, sì, è finito dentro le zone SIC e ZPS che la regione ha programmato, ma però di fatto il comune su questo si era lavato le mani, a parte appunto la recinzione e la promozione che fa con il museo, ma non fa niente di più. Invece bisogna, fra il forte Via Vallone e il bosco di Carpenedo, creare un organismo di promozione attiva di quest'area, altrimenti resterà sempre così, insomma, quindi anche perché bisogna intervenire a fare alcune elementi. Ci sono interessi edilizi vicini. Vabbè, contrastare questi ed evidentemente proporre. Poi bisogna, vado velocemente per non perdere tempo, incentivare il regolamento di tutela del verde pubblico, della tutela e promozione dei siti e dei beni storici e archeologici. Qualcosa è già stato detto prima, però questo bisogna farlo su tutta l'area comunale. Del parco fluviale del Marzenego appena stato detto, e quindi siamo assolutamente d'accordo, ricordando che quel parco ha 3 funzioni sostanzialmente, oltre che quella ricreativa, diciamo, di parco territoriale. Ha funzioni plurime di disinquinamento, creando le varie zone umide, di incentivo delle componenti ecologiche e naturalistiche del fiume e di prevenzione del rischio idraulico. Poi dal punto di vista normativo bisogna dare riscontro attuativo e vincolistico al piano delle acque per rendere più efficace l'iniziativa comunale sul rischio idrogeologico e per compensare il grande deficit territoriale connesso al consumo del suolo agricolo. Esatto, più là, oltre. Sì, ma se casco dopo ti metto sul forte Vallone e forte Vallone e bosco. Ok. E poi sul piano normativo adesso c'è la possibilità di fare delle varianti verdi, cioè molti cittadini si trovano con terreni vincolati dal patto o dai piani precedenti a delle edificazioni e su cui pagano tasse considerevoli, no? E invece bisogna dare e semplificare dal punto di vista normativo il ritorno a territori agricoli, ovviamente dando la possibilà appunto di evitare di pagare tasse a queste cose, perché tante volte Salvo Pet, c'è una legge apposta che ti permette, salvo Pet, ma tanti si sono trovati vincoli senza mai chiederli. Ho capito, ma ci sono aree destinate di rete sociale, caso per caso magari. Ma siccome la metodologia criticata anche prima la Scarpa degli uffici comunali è quella di lavorare solo sulle carte e mai fare verifiche sul territorio, succedono tante di queste situazioni. Dal punto di vista del rapporto con i cittadini, per esempio, una cosa importante che era stata avviata con le precedenti amministrazioni è le consulte dei cittadini, fra cui la consulta dell'ambiente, che bisogna secondo me ripristinare e riattivare. Dell'adesione al processo partecipativo del contratto di fiume è già stato detto. Secondo noi poi bisogna intervenire anche con una modifica del regolamento di polizia urbana per inserire competenze di sorveglianza ambientale sui fiumi e le altre acque pubbliche di Venezia, perché se tu chiami i vigili a verificare dai piccoli reati amministrativi o altro che succedono sul fiume se ne lavano le mani. Cioè non è loro non dicono loro. Rispondono solo una questione:
l'organico loro e le competenze che l'aspetto acqueo ha dato a loro non li competono. Vabbè, questo voglio dire, per noi come associazione che abbiamo molti utenti che usano il fiume, questo è un problema e quindi secondo me bisogna mettere mano anche a questa cosa. Poi sul discorso dei rifiuti, Michele finalmente mi potrà dire, però noi lo ricordiamo che bisogna riformare i dispositivi normativi di igiene urbana nel senso di disincentivare l'uso di confezioni commerciali alimentari e non cosiddette usa e getta. Queste sono cose ovviamente che in questa sede forse sono superfluo ricordare, però estendere la differenziazione della raccolta dei rifiuti urbani, prevedere un regolamento ad hoc per la responsabilità dello smaltimento adeguato e corretto delle imbarcazioni e del materiale nautico vetusto. Questo è per Venezia, che rappresenta un luogo dove l'imbarcazione è un'altra macchina, un altro mezzo. Questo è un elemento secondo me da mettere nei regolamenti di igiene urbana e fare anche promozione per il recupero. Scusa Sandro, intervieni dopo lei. E normare e promuovere la mobilità acquea commerciale e da diporto ecocompatibile, cioè senza uso di carburanti. E poi ultima cosa, mi pare che sia importante ricordare di fare un programma economico per chi pianta e mantiene alberi nelle aree urbanizzate. Grazie. Grazie Pino. Prego. Tu chiedi, presentati. Se resti lì ti vedono tutti bene. Mi vedete? Sì. Allora, mi chiamo Enzo Castelli, tanto metà mi conoscono. 3 osservazioni sulle proposte fatte, le altre sono d'accordo, dico le 3 che secondo me vanno precisate. Voi richiamate una grande battaglia per pedonalizzare Piazza Ferretto e comunque per togliere traffico da Mestre. In questi 3 anni si sono riaperte tutte le porte del traffico su Mestre, con gli effetti di inquinamento che quotidianamente l'ARPAV ci dà. Uno dei punti è reinvertire la tendenza e cominciare a dire che le zone a traffico limitato devono essere davvero zone a traffico limitato e che le pedonalizzazioni vanno estese. Io sono stato l'ultimo fine settimana di sole a Ferrara e sono rimasto incantato di come riescono ogni volta a aumentare la zona pedonale col traffico delle sole biciclette, restringendo i camion a un orario 7-8 del mattino, addirittura deviando gli autobus dopo una certa ora, cose del genere. Allora, non è che il centro, le botteghe, qualcuno soffre, come Piazza Ferretto, me lo insegnate voi, non è andata in crisi perché non sono state tolte le linee del tram. Assolutamente. Allora, questa questione secondo me suggerisco un punto che è reinvertire la tendenza che era stata iniziata anni fa di riduzione delle macchine in centro e cominciare a dire di qua non si passa, di qua non si passa, di qua non si passa. Poi i tram non funzionano, non c'è un investimento sugli autobus elettrici neanche per sbaglio. Su quei normali. Sì, però comunque altre città cominciano a sperimentare autobus elettrici davvero, appunto. Tutto c'è di queste il ponte a Libertà è un disastro. C'è uno che sosteneva che il tram doveva fermarsi a Mestre, se mi ricordo bene, un secolo fa, che il tram doveva servire a collegare Mestre con la stazione ferroviaria di Mestre, ma siccome quel collegamento è un disastro, rubo da Giorgio una cosa che vi ho detto nel secolo scorso, dire che dalla stazione di Mestre a Venezia il binario 1 sia destinato a una navetta che va avanti e indietro è la cosa più stupida del mondo. Il ponte a Libertà non è super utilizzato dai treni, c'è spazio per farlo. Il binario 1 può diventare davvero la navetta dal binario 1 della stazione di Mestre, quindi fermata del tram, eccetera, 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 al binario 1 della stazione di Venezia, togliendo quel casino che c'è sul ponte Libertà, che basta l'automobilista scemo, il tram con il traffico di corrente, eccetera,
per bloccare tutto. Questa questione della navetta, questa cosa non è avvenuta, in realtà si è costruito il tram per Venezia solo per una serie di dispetti tra Ferrovie dello Stato e CTV, in base all'idea che dovevano competere sulle stesse linee. Io non sto dicendo questo di togliere il tram, ma siccome quella cosa non regge... Competere con i soldi della stessa legge. Sì, certo. Ma infatti ho detto che tu l'hai detto un secolo fa queste cose. Così. Allora, dire per esempio che, visto che quella linea ormai dannatamente non si possono costruire 24 alberghi, non si può moltiplicare il casino di Mestre senza ripensare drasticamente i collegamenti tra Venezia e Mestre. La navetta sul binario 1, siccome non puoi moltiplicare all'infinito i tram e gli autobus che vanno sul Ponte a Libertà, è impossibile farlo, la navetta sul binario 1 è secondo me il punto su questo. E navetta della penalizzazione, primo. Seconda questione, non sono d'accordo sulla proposta e spero Sergio Barizza mi dia una mano. Non è che a Mestre mancano gli spazi vuoti per mettere associazioni, comitati eccetera. Se noi facciamo la somma di tutti gli spazi vuoti che ci sono a Mestre e di quelli che presto si svuoteranno tipo l'M9 perché non sanno cosa farci, voglio dire, di spazi vuoti, un paio di anni. Sì, vabbè, basta solo avere un po' di pazienza, insomma, quando hanno finito di rimetterci soldi lasciali ancora per 2 anni rimetterci. Quando avranno altri 2 o 3 anni di bilancio in rosso diranno chi vuole utilizzare questi spazi, faranno come i Vegas, diventeranno un ente di locazione, diventano affittacamere, diventano degli affittacamere, quindi gli affittacamere si moltiplicheranno in questi spazi, quindi non c'è un problema di spazi vuoti. Allora l'edificio in via Poerio va demolito. L'edificio in via Poerio non serve per fare l'ennesimo spazio per le associazioni, so che sfondo una porta aperta, l'edificio in via Poerio va demolito. L'M9 servirà alle associazioni, faranno delle camere per le associazioni. L'ex emeroteca che nasconde, allora perché parliamo della reintroduzione di Mestre, parliamo del Mazzene, parliamo dei rifiuti, quell'edificio che credo nasconda l'unico edificio rimasto integro del 400 di tutta Mestre, forse sbaglio io? Ok, 3-400 nasconde quella che un tempo era la scuola dei battuti, mi pare inizialmente era la prima sede della scuola dei battuti, oggi c'è il Laurenziano, per intendere quello stava sulla riva del fiume, ed è stato nascosto a quello broglie, fatto più o meno abusivamente, poi sanato con un po' di condoni. Poi, se mi ricordo bene, ma l'ho letto in una cosa di Sergio Barizza, quindi così, poi a un certo momento il comune l'ha acquistato scrivendo nelle libere che doveva demolirlo, e visto che il comune l'ha acquistato scrivendo che doveva demolirlo, e lì adesso cerca di venderlo al miglior offerente per fare l'ennesimo bar-ristorante o questo e quell'altro. Se vogliamo ridare dignità, qui non è questione di essere separatisti, unionisti, eccetera, ma se vogliamo riconoscere che Mestre è una storia, aprire una quinta su quello che la storia di Mestre è un punto importante. Terza questione, ultima. Marghera. Noi non spezziamo le logiche monoculturali e monoproduttive, questo incubo che nelle città d'acqua, di terra, di Venezia, di Mestre, ripeto, non è un problema amministrativo, è un problema che in queste città l'unica risorsa sia il turismo, se non affermiamo intanto che a Marghera bisogna fare bonifiche e riprendere a fare produzione. In giro per il mondo si recuperano le zone industriali facendo attività economiche compatibili e sostenibili. La produzione chimica? No, ci sono anche delle produzioni chimiche, non basate sulla virginafta e sull'uso dei fossili. C'è una parte di chimica che non utilizza i fossili, punto. Ci sono altre ricerche. C'è una domanda sull'agroalimentare che l'Italia non sa sfruttare come vuole, c'è tanta manifattura e artigianato che ha bisogno di spazi e non di essere sparsa in mezzo alle campagne del Veneto come è stato in micro zone industriali di cazzo. E Marghera non può essere, secondo me, il luogo in cui si fa
il turismo, il porticciolo turistico, il porticciolo per le grandi navi, il palazzetto dello sport che fa non mi ricordo chi sia il proprietario di quell'area e cose del genere. Marghera serve a rifare la produzione, perché la RUP ce l'insegna, altri esperimenti in giro per l'Italia ce li insegnano, si può fare produzione su pur di fermarti, non sei Marghera, quello che dici Marghera, sei un po' di Marghera. Allora, quindi la questione di Marghera non è un problema solo di fare un'area verde. Marghera, il fatto di dire Marghera off limits per tutti gli usi non produttivi, quella zona che era la prima, la seconda, la terza zona industriale, quello che c'è, la prima e la seconda e quel poco che c'è, perché ho sentito anche dei progetti deliranti su Porto San Leonardo. Ho visto delle cose terribili progettate su Porto San Leonardo. È una delle 13 alternative ufficiali delle autorità portuali per le grandi navi nero su bianco, con una funivia che porta gli abitanti poi sopra le barene per andare di là. Per andare da San Leonardo all'aeroporto sopra le barene dell'amico con una teleferica, neanche sulle Dolomiti. benissimo, che vuoi da però ecco, per questo diceva anche in terza zona. Allora, lì va fatta produzione, si può produrre e fare una hai esaurito i tuoi 10 minuti. Sandro Casaglia, presentati. Questo esercizio di urbanistica partecipata di oggi, sbilanciando un po' sull'ultimo intervento dell'acqua, c'è più carne al fuoco in terra che in acqua, e manca però su vari interventi che ricollegano bordi, Barene Campalto, Marzene, Goldino, Canal Salso, e Rigoletto che parlava di fonti. Forse farebbe bene parlare anche quelle che sono le piccole particolarità che dopo però ricadono, come diceva Castelli, sul piano morfologico della laguna, ovvero sia dell'aggiornamento al piano che qualcuno al terzo piano del Palazzo di Savia Rialto sta rifacendo, stesse persone, stessa gente, stesso timing forse, stessi soldi forse no, scusa? Appunto, stessa gente. Terzo piano occupato, siccome non si parla di un piano d'acqua, perché si parla di fiumi, sì, acqua dolce, d'accordo? Ma vincolo, non è solo il vincolo del canale Giudecca per le navi, c'era anche un discorso di poter vincolare di fatto il Marzenego sotto l'aspetto paesaggistico legato ai forti e ambientale e paesaggistico insieme, se questa è una questione. Sul discorso invece di Campato, Barene e quant'altro, ovviamente Marchi di turno sta facendo bordi lagunari, d'accordo, a mo' di piattaforme plastificate, per intenderci, per poterci costruire, dopo aver sbattuto via pinete e quant'altro, la pianificazione dell'aeroporto. Quindi siccome l'aeroporto va in acqua, c'è un discorso d'acqua anche là, e anche questo ricade sul piano morfologico della laguna, che va comunque aggiornato, perché alla volta del 94, quando è stato fatto, dell'aeroporto si parlava in questi termini. Per cui sul discorso di San Giuliano vorrei che ci capissimo, Punta San Giuliano, che ci capissimo un po' meglio di quello che effettivamente anche l'associazione, adesso non mi ricordo esattamente il nome per la resilienza, ma che ha in capo un certo ingegner Cecconi che ci spiega cosa si deve fare al Punta San Giuliano per rivitalizzare la laguna, o quella parte della laguna che è stata nei 3 archi aperta per dare forse comunicazione tra le 2 lagune. Allora vorrei che questo
fosse messo in chiaro tra i punti della mappa per dire anche questa è acqua, e per non finire sempre sull'acqua vorrei dire anche che sì, il conflitto ACTV e Ferrovie dello Stato sul pendolino Venezia Mestre, ma i Tre Archi la CTV, grazie a le visioni che ha del traffico lagunare, tra Punta San Giuliano e Tre Archi c'è un qualcosa che si sta... Di che Tre Archi stai parlando? Punta Tre Archi, San Giobbe ex Macello, testata per poter verificare se c'è la possibilità. Solesi. Ponte Solesi, esattamente, San Giobbe. La CTV sta pensando bene di capire qual è la portata di questa mandria di gente che arriverà anche dai grattacieli 22, 23, 27 a San Giuliano per arrivare in città via d'acqua, tanto per capirci. E sulla testa di San Giobbe la CTV di ipotesi a mio palmo e al mio naso, tra fughe di notizie e tanto, ne ha fatte di più di una di ipotesi di cosa diventerà la testa d'acqua. Parlo sempre di acqua. Tu sei contrario a questo collegamento acqua? No, vorrei capire qual è la portata di sta roba, perché se devo portare 32.000 o quelli che sono turisti, ho paura che su questo facciamo un approfondimento cioè basta solo che la CTV tiri fuori. Guardate, è dal 1999 che c'è un PRG che prevede un approdo a San Giobbe. Adesso è un altro argomento di cui forse Stefano sa un po' di più. Mi ragionavo per me, io ragiono che la gente da qua non va né in seggiovia, né in funicolare, né con l'elicottero panoramico, va con qualche mezzo e non va in bicicletta. Visto che diamo un'informazione, l'informazione deve essere corretta, e cioè non riportata ad oggi una cosa che è del 99. Non sto parlando del 99, io sto parlando di quello che la CTV sta facendo oggi. Oggi purtroppo non sta facendo niente. No, la CTV non è vero che non sta facendo niente, forse non lo sai, ma lo sta facendo. Hai aggiunto al discorso della ferrovia che hai fatto prima, sono speculari. è il discorso dell'acqua in parallelo. Sono iscritti a parlare Giovanni Leone, Carlo Giacomini e poi Stefano. Giovanni. C'è anche lui. Chi è che non vedo? È dietro la colonna. Come ti chiami? Io volevo ritornare sul tema del verde e del Marzenego. È un'area che conosco perché per caso ho fatto la tesi di laurea su quell'area e poi nel 2008 abbiamo fatto un master di urbanistica sostenibile con un architetto indiano provando a ragionare sull'area. L'area è complessa ma molto interessante e ha tante risorse non soltanto che non possono essere ridotte, diciamo, al problema naturalistico del parco. Cioè, è un'area in cui il primo problema è il fatto che è parcellizzata da una ferrovia, dalla tangenziale e dalla seconda linea ferroviaria, per cui è completamente separata. Tra l'altro le due linee ferroviarie sono convergenti da questa parte. Tangenziale era il 2008 e nel fare questo progetto avevamo ragionato su due aspetti. Uno, c'era stato Mingardi che aveva proposto l'interramento della tangenziale, una follia perché la tangenziale va già giù, per cui era sufficiente costruire una specie di collina nel punto più basso per garantire continuità a queste aree, garantire continuità verde a queste aree, superare l'ostacolo senza spendere una lira. Uno. Secondo, dal punto, cos'era successo poi in quegli anni, cos'era del 2005 l'allagamento di Mestre? 2007, esatto, noi eravamo nel 2008, c'era un problema di allagamento e avevamo ragionato, camminando con gli studenti, guarda qua è una specie di autostrada, cioè hanno costruito queste due rive cementificate in cui hai un'accelerazione dell'acqua poderosa quando c'è pioggia, per cui si alza e corre.
Una delle ipotesi era stata quella della rimeandrizzazione del fiume in quest'area. Hai inventato una parola nuova, rimeandrizzazione. Era naturalmente... È facilissima da dire. No, cosa c'era? In quegli stessi anni credo che le aree sono private agricole e si era ipotizzato l'acquisizione delle aree regalando ai privati 3 edifici che costruivano qua una specie di zampa di gallina con 3 volumi proprio buttati a caso. Allora ci eravamo posto anche questo problema pensando a un'area con un intervento sostenibile anche residenziale, un po' del tipo veneziano, completamente coperto da verde, con tutto un altro progetto. Ma la cosa della rimeandrizzazione poteva avere sia delle aree che consentivano di pulire l'acqua, cioè con fitodepurazione, per cui delle aree di espansione, sia dando una pendenza al terreno. In caso di piena si poteva lasciare allagare una porzione di questa parte, garantendo un rallentamento della corsa dell'acqua verso Mestre. Questo soltanto per dire che quest'area è assolutamente strategica, perché potrebbe diventare un sistema, la testa di un parco che ha una coda territoriale e che diventa qui struttura urbana e porta verso il sistema dell'acqua che attraversa Mestre. Bene, grazie. Avremo scoperto questo triangolo di verde. E allora, qui c'è scritto Carlo Giacomini, 10 minuti al massimo. Anche Robert. Aggiungere su questa cosa di nuovo che i ponti delle attuali infrastrutture. C'è Giorgio che ti sta interrompendo. No, faccio notare che il progetto che ha fatto i lavori pubblici dopo la riapertura in centro del Marzenego sul parco è proprio in questa direzione, ripristinare i meandri. C'è un progetto su questa? Sì, c'è il progetto, solo che il comune lo tiene sepolto. C'è da dire, riprendendomi su questa cosa, che i ponti di ferrovie tangenziale sul Marzenego sono già valicabili, cioè sono già alti naturalmente per mettere in sicurezza, e quindi in corrispondenza delle sponde con un leggero abbassamento del percorso c'è già la continuità, cioè il fiume è già la continuità di accesso a tutte le aree, può esserlo facilmente. Beh, questa è una parentesi che... Io mi occupo di mobilità, quindi affronterò diversi capitoletti, vediamo un po'. Stazione diventa la questione più urgente, più drammatica. Credo che avete già in qualche modo saputo in diversi termini della questione, la occlusione degli spazi, ben più che metà, quasi tutto il piazzale di fronte alla polizia verrebbe edificato da una piastra alta 25 metri, per una lunghezza pari a quella dell'attuale ex poste, e il fronte continuo si svilupperebbe per 140 metri dal bordo dell'attuale area degli autobus a TVO fino all'edificio nuovo di stazione, occupando tutto lo spazio, tutta la lunghezza dello spazio dell'attuale edificio poste. Questo è il tema. Su questa piastra lunga 140 metri, alta 25, vuol dire 8-9 piani, più quasi come l'Hotel Tritone Bologna e Plaza davanti, 2 torri da 100 fino anche 100 metri di 25 x 25 in pianta, uno per blocco, perché l'attuale blocco dell'edificio ex poste verrebbe praticamente ricostruito più verso la TVO e se ne costruirebbe un altro da metà fino a tutto l'intero piazzale della ex attuale polizia. Questi sono i termini della questione. Su questo noi cosa stiamo dicendo? Una cosa che forse non l'abbiamo detta bene fino adesso, stiamo mettendola a fuoco, che non si privatizza la stazione, salviamo la stazione, questa è la prima cosa da dire, non solo le aree, non solo gli spazi liberi piazzali, ma la stazione, l'edificio della polizia è stazione di Mestre, è occupato attualmente da uffici FS, dalla polizia ferroviaria, dai sindacati, dalle cooperative di polizia della stazione, così come ancora in servizio di funzione ferroviaria con natura secondo me di demanio non cedibile,
viene invece venduto ai privati, svenduto a se stessi, ma è la stazione, salviamo la stazione di Mestre, la prima cosa, non devono perdersi spazi di stazione. È scandalosa sta cosa, farà parte delle iniziative che stiamo prendendo nei confronti anche del Ministero, perché è inammissibile che una stazione in servizio venga ceduta ai privati, tant'è che nell'accordo di programma stranamente si trova scritto un impegno tra FS Sistemi Urbani e FS rete come si chiama? Trenitalia, la rete RFI di un impegno tra di loro di Sistemi Urbani, che è il braccio armato immobiliaristico privatistico di FS, che non ha nessun vincolo di servizio pubblico, di garantire nelle nuove volumetrie il ripristino degli spazi dell'alloggiamento di queste attività che sono stazioni. Ma siamo matti? Tra privati si devono... servitù di passaggio per i cose inammissibili. Quindi, prima cosa, salvare la stazione. Seconda cosa, salvare tutti gli spazi. Allora, parliamo del lato città, non del lato ferro, ma del lato che sta di qua delle stazioni. Bisogna salvare e recuperare tutti gli spazi disponibili, cioè di quegli spazi che sono quei pochi intorno all'attuale poste, l'area di fronte alla polizia e di tutto il resto del piazzale, non se ne perde un metro. Primo. Secondo, di tutti gli spazi esistenti, anche privati, anche sull'altro lato, salvaguardare, azzerare e recuperare le concessioni che sono state fatte recentemente degli spazi a parcheggio privato di fronte al Plaza, di fronte al Bologna, e eventualmente recuperare anche con esproprio e giusto sacro indennizzo gli spazi che sono stati a suo tempo privatizzati dal garage, quello grande, vecchio garage, che si è avanzato nel suo confine di proprietà, e di questi spazi ripensare a una riqualificazione complessiva dell'intera area. Faccio presente che nel disegno che avete visto comparire, qualche volta rilanceremo, adesso ho commentato meglio, della piazza disegnata negli anni 40 da Virgilio Vallot, ingegnere che aveva lavorato anche sul tema della stazione di Venezia. Nel volantone. Quella piazza che voi vedete lì non è un disegno astratto o generico, è una traduzione prospettica delle aree che erano già state individuate e disegnate nel piano rosso del 30, versione nuova 37, 34 e poi 37 se non sbaglio, la seconda versione, e che nei due edifici che voi vedete definire la piazza sul lato destro e sul lato sinistro sono sostanzialmente l'Hotel Tritone e l'edificio su via Cappuccina, che corrispondono esattamente come collocazione e come forma e come altezza. Quei due edifici lì dovevano essere i bordi dell'intera piazza, cioè la piazza intera si estendeva nel disegno del anni 30 dal Tritone alla via Cappuccina compresa, estendendosi fino quasi ai giardini del piazzale Bainsizza, perché la piazza andava a toccare gli edifici dei ferrovieri che si guardavano con la testata ultima, si mettevano nella piazza. Quella era la grandissima piazza della stazione di Mestre. Quelle grandi piazze ferroviarie post-unitarie. Esattamente. E la stazione che noi vediamo in quel disegno è nient'altro che l'area esattamente dell'attuale edificio Exposte, che noi stiamo pensando di privatizzare, che invece diventava la stazione. E se voi andate a vedere il disegnetto, vedete che la stazione è integrata con la filovia che si affaccia direttamente all'edificio di stazione sul portico coperto con relazione diretta treno-filovia, aveva i parcheggi integrati del taxi a destra, le aree per i parcheggi privati allora si usava a sinistra, nella piazza era integrata una relazione diretta tra Mestre e Marghera, allora con tutti i limiti, perché c'era una rampa automobilistica che scendeva intorno alla torre, da via Cappuccina si prolungava direttamente, anni 30 per carità, cosa che non faremo più adesso, non si è fatta allora, ma era un disegno complesso. Andate a vedere la testata in quel disegno di piazza del piano rosso e si intravede in quello schemino lì, la testata del cavalcavia, della rampa che scendeva dal cavalcavia, aveva uno spazio ben più largo per risolvere anche la circolazione degli automobili. Gli ultimi isolati tra via rampa del cavalcavia e via Camarcello era liberato, via Camarcello non si addentrava così tanto in via Cappuccina, c'era un'estensione della piazza anche da quella parte, c'era un'intelligenza di disegno con i limiti degli anni 30 e 40 che è inimmaginabile rispetto alla devastazione che stiamo facendo tuttora di questi spazi, tuttora.
questo per dire che la piazza è la stazione. Allora, bisogna su queste aree ripristinare la funzionalità dell'interscambio delle persone che vanno in stazione, ma che usano anche il tram, che usano gli autobus, che usano con la bicicletta che vanno in stazione, anche che non usano la stazione e che si integrano in quelle attività. La cosa fondamentale da fare per lato città di Mestre è liberare l'area della stazione dal traffico improprio e di attraversamento. Quindi bisogna con coraggio, secondo me, abbiamo detto più volte, andare a riconnettere via Piave direttamente al cavalcavia di Mestre e via Cappuccina alle spalle degli alberghi attuali sul lato nord della via, cioè in prosecuzione del cavalcavia di Mestre, attraversare le aree libere tra via Cappuccina e via Dante, e infilarsi nelle aree attualmente, in parte delle aree a parcheggio dell'attuale grande parcheggio, e poi infilarsi esattamente tra i ferrovieri. C'è uno spazio micrometrico quasi esattamente al metro, si può eventualmente allargare un poco recuperando, se serve, vista l'importanza strategica secondo me questa cosa, anche riducendo di un poco gli edifici dei ferrovieri, se di non far passare più le automobili di passaggio, in modo che via Piave si connetta e scarichi il suo traffico e si alimenti per questa parte del quartiere del traffico che viene dalla tangenziale di Mestre, dalla via Cappuccina, senza attraversare più l'area della stazione. Il piazzale della stazione può diventare una piazza. Diamoci l'obiettivo di costruire la piazza della stazione. Deve diventare la piazza dove eventualmente possono transitare a una velocità limitata gli autobus che fanno servizio di trasporto pubblico, forse i taxi, o comunque possono attestarsi ai diversi bordi delle diverse direttrici geografiche e fare dalle spalle un servizio di distribuzione tra le diverse direttrici territoriali. A questo punto, su un disegno che ripensa la piazza e ripensa la riqualificazione anche degli edifici di fronte, per esempio pensando a dei portici continui che dalla stazione arrivino fino al giardino dei ferroviari dove finirebbe via Piave, fino alle fermate degli autobus di via Cappuccina, con dei portici coperti continui, per esempio, pensare agli spazi verdi, degli spazi di plateaggio, degli spazi di socialità, degli spazi per le biciclette che sono espulse da questa strada, hanno il parcheggio dall'altra parte, non possono passare neanche dalla stazione, non possono andare neanche a prendere in contromano volendo il sottopasso della stazione, c'è tutto un impedimento per le biciclette, proprio nelle aree più importanti. E questi spazi sono importanti per ripensare questa funzione di mobilità, ma vuol dire anche di pensare agli edifici volendo, perché non siamo a priori, io almeno e tanti amici come me, non siamo a priori in pregiudizio negativo verso le nuove volumetrie, ma le nuove volumetrie devono essere pensate dopo che si fa questo disegno. Allora si può pensare volumetrie anche che colleghino i palazzi della stazione con una ipotetica galleria dell'ultimo tratto di via Piave, che colleghi e riporti al secondo livello i portici dei camminamenti continui sugli edifici degli alberghi Tritone e Plaza, che si connettano al livello secondo della stazione dell'eventuale piazza. Si può pensare a un sistema complesso anche di qualità architettonica, di innovazione, di aumento di volumetrie e di funzioni, ma pensato perché si sviluppi questa qualità complessiva dell'area, questa funzione pubblica. Hai esaurito i tuoi 10 minuti, il prossimo argomento lo fai dopo che hanno parlato altre 4 poi ci vuole la piazza. Finisco due ragionamenti sulla piazza. Sempre sulla stazione. Sempre sulla stazione. Cedo la parola poi alla fine del mio intervento a Maria Rosa, che ci parla un po' del significato, delle funzioni, delle caratteristiche e condizioni per cui le piazze possono funzionare, se vuole fare questo intervento, sono sentiti prima. Io mi occupo della parte sud. La parte sud va valorizzata, come abbiamo sempre detto, pensando lato Marghera, pensato e realizzando, come abbiamo sempre detto, un nuovo sistema di apertura della stazione, di accesso, un nuovo affaccio, un nuovo lato sud della stazione di Mestre. Questa è la novità che abbiamo messo a fuoco ultimamente, non solo su via Ulloa con la rampetta dell'attuale sottopasso pedonale, non solo l'area nuova di via Ulloa che integri al suo interno anche funzioni di ricovero di parcheggio per la stazione, in parte era giustificato dalla destinazione a edificazione, perché questa era un'area tutta pubblica e di cui si era deciso, Stefano ci ricorderà, l'edificazione a scambio della disponibilità di una larga parte di quest'area, e si sta perdendo questa cosa. Ma una novità che stavo dicendo è quella di pensare invece a cavallo del raccordo autostradale, che è di proprietà di Autostrade, su cui incassano pedaggio quotidianamente perché fa parte del sistema della tangenziale, forfetariamente ma lo incassano. Questa è una novità che pochi
si ricordano? Sì, questa cosa è vera, perché la proprietà finisce proprio alla rampa dell'attuale cavalcavia, dopo diventa CAV, in concessione con gestione autostradale. Invece su quell'area lì, mettendo sottoterra la strada di continuità tra la tangenziale e il cavalcavia per 100 metri, un'operazione simile, anche se fosse invertita di ordini, a quella che si sta facendo di fronte a Fincantieri e di fronte al Vega per rilegare il via Torino con l'area delle industrie, sprofondando questi 100 metri si può realizzare in superficie un nuovo nodo di attestamento, inversione e scambio delle corsie che rimangono in superficie da entrambe le direzioni, esattamente sotto la piastra. Cioè laddove la piastra di stazione passa in diagonale dall'attuale stazione verso la nuova piazza delle aree nuove di via Ulloa, è esattamente sotto pensare anche a un piazzale di interscambio dove si scende, c'è la banchina dell'autobus, ci sono le banchine di sosta, un po' di stalli per i taxi, per il carico-scarico, e si è sotto la tangenziale, la piastra, e lì ci sono rampe, ascensori, scale che portano in piastra, che ha funzione anche di immediata edificio viaggiatori come stazione ferroviaria. Questa cosa è possibile, l'abbiamo verificata geometricamente, va discussa evidentemente con Ferrovie, con Cava, che però ha capacità finanziaria, con il Comune, e anche con l'area, i proprietari dell'area di via Ulloa. Pensata così potrebbe essere di loro interesse, perché avere alle spalle o un raccordo autostradale solo di ridurre l'inquinamento, oppure un piazzale di nodo di stazione, forse si possono pensare anche loro, di loro interesse, e investire su questa cosa. Mi fermo qui, dopo continuiamo tutto. Allora ho iscritti a parlare. Maria Rosa forse per favore. Antonio dalla Venezia, Giovanni Spallivieri, Esposito, non so il tuo nome, Mario Esposito, e Stefano. Quindi prima Antonio dalla Venezia, poi Maria Rosa Vittadini, ti ha tirato? Mi ha tirato sì. No, ma dopo Antonio. Siccome lui mi ha tirato dentro ieri. Io ho fatto una bella esplorazione sulle stazioni e la loro, su questo tema della piastra, come farne un posto di città e non un tubo che non attraverserà mai nessuno. Mi impegno, se avete voglia, a farvi vedere quello che stanno facendo bellissimi in Francia, in Germania, a Parigi c'è questa Grand Paris, che è una cintura metropolitana ferroviaria intorno alla città, ci sono 75 stazioni, ve ne porto un po'. Come se le porti con le diapositive? Diapositive, slide e qualche commento, se avete voglia. Qui non mi pare il caso. Facciamo una però poi voglio Poi invece per ti ho già iscritto. Antonio dalla Venezia. Io non voglio mettere carne al fuoco, quindi tranquillizzi i presenti, perché io mi sono appuntato almeno 30 argomenti discussi stasera, più quelli che aveva inserito Michele nel volantino, più la mail che ha fatto, che siamo arrivati a 50. Allora io vorrei tornare però alla genesi di questo incontro di stasera, ed è quella di 15 giorni fa, in cui siamo trovati un piccolo gruppo di lavoro. Cioè noi eravamo partiti, ma Michele magari correggimi se sbaglio, nel pensare di individuare alcuni punti strategici per la città su cui lavorare nei prossimi mesi, probabilmente anche offrendo ai candidati, ai consiglieri candidati, alle forze politiche il nostro contributo, e lavorare su questi 4-5 punti. Questa cosa di oggi si è trasformata in un seminario di urbanistica, quindi molto di dettaglio, stiamo parlando del piano rosso del 40, stiamo parlando del 30, stiamo parlando di piani regolatori del 64. Io francamente non vorrei andare a casa con la depressione stasera, quindi vorrei chiedere di questa discussione di oggi poi che ne facciamo, nel senso che siccome noi siamo forza di governo e nessuno di noi ha velleità di candidarsi a fare il sindaco, credo che dobbiamo focalizzare, visto che siamo 50 e forse 100 ma non 1000, non 3000, focalizzare il nostro impegno e la nostra disponibilità, poca di tutti, su alcuni temi importanti che definiamo, che definiremo. Quindi chiedo a Michele, a chi farà sintesi di questa cosa che abbiamo discusso oggi, perché francamente io non riesco
come dire, a seguirle tutte queste cose, sono tutte assolutamente importanti e determinanti per la città, ma vorrei partire magari dai bisogni e quindi capire, più che lavorare, come dire, in difesa, lavorare un po' all'attacco. E quindi per esempio il tema del Marzenego mi sembra un tema in cui ci attacca e non ci si difende, tutto sommato, posto che Umberto I poi ha anche implicazioni di difesa e non di attacco. Quindi il mio intervento finisce qua, chiedo a Michele ed altri, da domani noi cosa facciamo di questi contributi interessanti di oggi, come li portiamo avanti, con che finalità, con che obiettivi, perché questo obiettivo è quello di discutere assolutamente con dettaglio e con anche dovizi particolari sui temi della città, mi va bene, vengo anche 10 volte, però personalmente ho bisogno che ci sia uno sbocco da qualche parte. Io voglio capire se noi queste discussioni di oggi ci portano a individuare degli obiettivi su cui lavorare, questi 50 che siamo, forse altri 50 fuori di qua. Se invece vogliamo approfondire questioni di dettaglio, io francamente faccio fatica a seguirli, è un mio limite, nel senso che il mio cervello è quello, per cui faccio fatica a entrare nel merito dei dettagli della piastra, del sottopasso, della strada, faccio fatica, però magari qualcuno è più bravo di me e lo segue, quindi e ci sta. Io ci sto solo se intravedo molto pragmaticamente un obiettivo, degli obiettivi piccoli, grandi, quelli che vogliamo, in cui tutti insieme discutiamo e portiamo a casa un risultato nelle maniere che decideremo, se vogliamo convincere i candidati alle prossime elezioni, che sono fra un anno, a recepirli. L'ultima considerazione finale: io non sono meravigliato che la città stia andando in questa direzione. Chi ha seguito la campagna elettorale di 4 anni fa di questa giunta, di questi amministratori, parlavano di città verticale, parlavano di apertura dei TTL, parlavano della cancellazione delle ciclabili, parlavano di tutti questi temi. Cioè, se voi avete ascoltato le parole di Brugnaro e dei suoi sodali nelle vari appuntamenti, questo era quello che si dicevano. E la parola abbiamo una tendenza. Assolutamente, cioè nel senso che io non sono per niente meravigliato che si costruiscono 30 grattacieli perché l'hanno dichiarato nero su bianco. Quindi attenzione a dire guardate che questi qua sono i nuovi cementificatori, questi hanno avuto il consenso per fare questo. Quindi se vogliamo dimostrare che questa cosa è sbagliata dobbiamo avere gli argomenti storici, urbanistici per convincere i cittadini che 4 anni fa hanno sbagliato. Ok. Buongiorno, sono Giovanni Spadiviero. Io ho lavorato molto nel campo della pianificazione del territorio in vari paesi del mondo e oggi ero venuto qui per ascoltare, però siccome vivo questo territorio volevo intervenire, cioè a me sembra così che la questione della stazione di Mestre è una questione di estrema urgenza. Se non si agisce subito non si potrà fare più niente e quindi o si crea un movimento civico di pressione su questo, eccetera. Allora sono molto d'accordo sulle osservazioni di Giacomini, lui ha studiato molto di più di me in questo problema, sulla necessità di dare alla stazione di Mestre un ruolo metropolitano. La vera stazione della città metropolitana di Venezia è Mestre, non è quella di Venezia. La vera stazione è quella di Mestre e quindi noi dobbiamo programmare la stazione di Mestre per tutta la città metropolitana e per il Veneto. E questa è la stazione principe di tutto il Veneto. E dobbiamo riuscire a far capire ai cittadini di Mestre che devono lottare per questo, perché la loro città e la stazione è l'elemento simbolo pubblico che ritroverà ancora di più il suo valore nel futuro, perché ormai con la pedonalizzazione, con le biciclette eccetera, la ferrovia riacquisterà un ruolo centrale nella mobilità generale del territorio, quella che non si fa volando, e quindi questo bisogna riuscire strategicamente a reimpostare la questione della stazione di Mestre. Allora il problema del pendolino per andare a Venezia
va pensato in questa dimensione, perché non è vero che la questione del binario 1, il pendolino ha necessariamente bisogno di 2 binari, si deve andare e tornare, non ci si può scontrare, non si può fare che sia sempre uno che va su e giù, di corsa di qua e di là, ci vuole il tempo per scendere eccetera, ed è troppo pericoloso avere un solo binario per queste cose, oppure si rallenta il traffico. Quindi è tutto. Allora questo dibattito che stiamo facendo, io entrando in provincia negli anni 70 ho lavorato sui problemi delle ferrovie eccetera, ho trovato la documentazione che questo problema, così come lo stiamo dicendo, era già stato posto ancora negli anni 40, negli anni 30, come diceva lui, eccetera, con molta chiarezza. E c'era stato un sollevamento da parte veneziana per impedire che la stazione di Mestre diventasse grande e per obbligare tutti, perché già allora si parlava che i treni si fermassero a Mestre e poi ci fosse qualcosa che continuava su Venezia, ecco, che sarebbe la cosa più logica, più organica, eccetera. I grandi treni si può lasciarli passare, ma tutti gli altri si potrebbero fermare e creare il pendolino. C'è stato un sollevamento alla Camera di Commercio di Venezia, di albergatori, eccetera, sto parlando degli anni 50, che hanno impedito che andasse avanti questa visione della stazione di Mestre. E poi questo si è ripetuto periodicamente negli anni, perché come? C'era solo 2. Adesso sono 4. Sì, certo. È cambiato lo scenario. Il problema della gestione del territorio non è cambiato, sono cambiate le infrastrutture, sono d'accordo, ma il problema generale dell'organizzazione del territorio è sempre quello. Ecco, a Bologna hanno fatto un grande lavoro, hanno fatto l'arrivo sotterraneo dell'alta velocità, eccetera. Vale la pena studiarlo, vale la pena andare a vedere perché la connessione non funziona e l'insalubrità anche di tutte queste cose sotterranee e via dicendo. Secondo me non è così facile pensare a piani sovrapposti con dei veicoli che circolano nei piani sotterranei e che ci si ferma, si scende, si lavora. No, sono sopra quelli che scambiano, sotto un solo transito. Ecco, allora non ho capito bene. Ecco, questa osservazione così mi è venuto da fare, vi ringrazio. Allora, Mario Esposito. Quindi il problema della stazione non si può risolvere senza discutere il problema anche di rapporti con Venezia. Volevo fare una considerazione generale, poiché noi abbiamo a che fare con questa amministrazione che praticamente in questi anni non ha fatto altro che prendere per il culo, credo, la città, e non c'è stata nessuna forza di opposizione in grado di controbattere minimamente lo scempio che questa amministrazione ha fatto della città. Concorso di idee, piano degli interventi, beni comuni, sono degli slogan lanciati sulla città in modo da, come dire, accontentare la gente. In realtà assolutamente non gliene frega niente di quello che creano. Per il Brugnaro, perché dovete sapere, cioè ovviamente la cosa divertente è che quando voi parlate con un assessore, discutete di un problema, discutete di una cosa, andate avanti per mesi e poi dice bisogna che ne parla con Brugnaro. Cioè, ma tu sei assessore all'urbanistica di Venezia, non di Campolongo o di Trebaseleghe. Tu hai un progetto che condividi, che ritieni opportuno, non hanno il coraggio di presentarlo a Brugnaro. Cosa devo fare? Cosa devo fare? Quindi questi assessori praticamente non contano letteralmente nulla, tu perdi del tempo a andare a discutere. Porto l'esempio di una iniziativa, noi abbiamo istituito con Roberto Milani nel 2017 un'associazione culturale, l'Ultimo Metro. Io opero sul territorio di Venezia da 50 anni, ho lavorato 30 anni a Milano, direttore del teatro, Venezia, eccetera. Abbiamo pensato di
trovare uno spazio a Mestre, ne hanno chiusi 18 senza che l'amministrazione muovesse un dito. Chiude la Murata, chiude il Teatro Aurora, chiude il Teatro delle Fondamenta. Che l'amministrazione abbia detto niente, tutto tranquillo, morto tranquillamente. Individuiamo uno spazio a Mestre come associazione. Via Spalti, autorimessa comunale. C'è una bella villetta con scritto Kral Comunali. 3 imboscati che stanno di dentro dalla mattina alla sera. Il garage, autorimessa, stile Liberty 1917, ex acquedotto di Mestre, appoggiato alle mura di Mestre, alle mura Antonione. Bene, 3 automobili arrugginite, parcheggiate di sotto una tettoia arrugginita, con i dipendenti che si lavano la macchina. Non la macchina comunale, no, la macchina loro, tranquillamente, con pompe, pompette e tutto a posto. Andiamo a vedere questo spazio e diciamo, sarebbe interessante prendere questo spazio in pieno centro, in un'area per certi aspetti degradata, perché è degradata per certi aspetti. Investiamo 2 operatori, 2 cittadini di Mestre, dicono, come mestrino, voglio investire in questa operazione 70.000 euro. Andiamo a vedere lo spazio, vetrate, perfetto, tutto regolare, tenuto anche abbastanza bene, a parte l'esterno, tutto arrugginito, ma niente da fare. Dentro le 3 automobili. Allora, cioè, chiediamo qualche intervento di qualche assessore, portiamo l'assessore Moraso. L'assessore, guarda, c'è questo spazio, lei è assessore, devo fare la visita alla spazio, beo, si fa. Passano dei mesi e non risponde. Allora andiamo da De Martini. De Martini aveva fatto il piano degli interventi. Ho detto, assessore De Martini, se voleva fare questa operazione, magari se viene a vederlo, perché magari non lo conosce, no, viene a vedere lo spazio, individuiamo tutta. Beo, se può fare. Benissimo. Luca Battistella per caso passava da, ho detto Luca viene a vedere il suo spazio. Beo, si fa una bella roba. È delega alla Smart City, che si spariò letteralmente dopo che ha visto che la situazione è drammatica. Prima usciva sempre su tutti i giornali, adesso è un anno che non si fa più vedere perché si vergogna di farsi vedere in giro. Fatto sta che noi chiediamo a De Martini, l'assessore all'urbanistica del Comune di Venezia, di come poter intervenire su questo problema. Farese il piano degli interventi, fase un bel progetto. Andiamo dall'architetto Piero Vincenti, fa una struttura bellissima che poi abbiamo fatto anche sulla stampa, abbiamo creato il pieghevole, fatto vedere tutto, eccetera. Ho detto, costa 0 al Comune di Venezia. Siccome il sindaco dice sempre, basta, non si spende la skate, faremo tutto, basta, non si spende la skate. Soldi non ne spendevano, investivamo 60.000 euro per rendere lo spazio, ma ripeto, leggeva con un palcoscenico, delle sedie mobili, eccetera, naturalmente non per fare la casetta, per me, Roberto Milani, che abbiamo già fatto teatro da 50 anni, ma semplicemente per dare uno spazio alla città, uno spazio multidisciplinare, espositivo, teatro, musica, in pieno centro, a 100 metri dalla piazza Ferretto, rivalutando un'area che, ripeto, era degradata. Facciamo il progetto completo con l'architetto, mettiamo il costo, mettiamo il progetto degli spazi, facciamo vedere tutto quanto. Era 2017, 2018, 2019, bella idea. A un certo punto dico a questi assessori, ho detto, ma cazzo, se è possibile non l'avevo, dire sì o no, cioè dimmi no, che non facciamo perché non volevo darti, perché tutti quelli dell'associazione sono tutti comunisti, cioè teatranti, musicanti, cioè chiunque si aggrega, si associa, anche qua, se viene a sapere che sei comunisti naturalmente, perché lui ha in testa, si ossessiona dai comunisti, li vede dappertutto, non che si in giro, ma lui li vede dappertutto. Bene, abbiamo fatto questa proposta, presentiamo il progetto completo, 2 anni non rispondono, ritorniamo da De Martini e dico, De Martini com'è? Bisogna che ne parla con Brugnaro. Tu sei passato 2 anni, cazzo, ma se è possibile ti trovi in giunta una volta alla settimana, cosa che vuoi? Bisogna che incontri un momento in cui sei per strada, ti trovi per strada, ti che parli di. Quindi, detto questo, noi siamo rimasti, e vi dico l'ultima, a un certo punto ho detto, senti, all'architetto Vincenti, ho detto, Piero, per cortesia, fai l'ultimo incontro, che mi sono rotto le balle,
vai lì e chiarisci cosa dobbiamo fare, che ci dica no, ma che ce lo dica. Va all'incontro, testuali parole: sto progetto certo è bello, intelligente, ma bisogna mettere tanti schei. Cioè, voglio dire, un progetto già collaudato con i soldi e tutto, l'ha tenuto. Adesso loro cosa tengono? Hanno raccolto queste idee, le tengono per loro, passa il tempo, fra un anno vanno fuori dalle balle, magari, per cui loro praticamente questa raccolta di idee ha fatto perdere del tempo. 2 anni abbiamo perso, potevamo trovare un altro spazio corrispondente, eccetera, i soldi li avevamo per poter fare questa cosa qua, e chiudiamo la partita. Ultima cosa e chiudo: abbiamo fatto un progetto per quanto riguarda Piazza Barche, ne parlano tutti, abbiamo fatto una ricerca da 2 anni a questa parte, trovato in Piazza Barche Villa Durazzo, che era un M7 nel 700 in Piazza Barche. Il Giacomo Durazzo aveva fatto la sede dell'ambasciata d'Asburgo in Piazza Barche, con un parco, una piccola Versailles, va bene, con orto botanico, galleria d'arte con opere del Tintoretto, del Bellotto. Aveva questa struttura bellissima, con un teatro. Abbiamo fatto la ricerca, in Archivio di Stato abbiamo trovato la mappa catastale, abbiamo fatto un progetto per presentare alla città. Lo vedi in questa mappa? Beo, praticamente è rimasta lettera morta. Siamo andati a parlare con l'M9. Di chi è l'M7? Quindi chi è questo? L'M7 è una battuta che ho fatto io. Villa Durazzo, di chi è? Villa Durazzo no, esisteva. Ma cosa c'è lì adesso? Adesso non c'è niente, abbiamo trovato solo la mappa catastale, la mappa data napoleonica, è completamente abbandonata, morto. Però esisteva, ci sono documenti storici, mappe eccetera, che ricostruiscono la storia di questa villa nel 700, dove è arrivato Casanova, si è fermato Mozart eccetera eccetera. Chiudo la partita. A un certo punto, dove andiamo? Il comune non esiste, vado all'M9, sono d'accordo con te, l'M9 è la cattedrale nel deserto. C'è che costruiva questa, che aveva 120 milioni a disposizione, i cacciapai schiega dito, 10 a te che ti mi fa il piano, 20 a te che ti metti gli arredi, 30 a te che ti mi fa roba, 40 a te che ti mi fa, dopo che chiama Biscione, Marco, poi che sei, Ciavi, i 120 milioni sono stati tutti spesi. Adesso la struttura è tua, deve vivere con le sue gambe. E ha fatto come si fa sempre, no? Come l'Expo, verranno 300 milioni di visitatori qua, e ha fatto un piano sulla carta, dopo 2 mesi si è cascato tutto. Adesso facciamo un manager straordinario pagato il peso d'oro, il quale ha detto che per risollevare l'M9 che vuole i grandi eventi, e uno di questi eventi è la finale della Coppa dei Campioni, se la Juventus va in finale. Se casca anche la Juventus, non fa neanche, doveva fare schermo gigante, doveva fare grandi eventi a Mestre, portando la finale della Coppa dei Campioni nel chiosco, per far vedere a tutta Mestre la finale di Paese come centro culturale dell'M900. Chiudo la polemica e dico questo: sono riuscito comunque, siccome è diventato il cimitero degli elefanti, a fine giugno la direzione, la presidenza, la fondazione eccetera hanno visto il progetto, gli è piaciuto, ha detto guarda, questo progetto lo facciamo nostro, ce lo fa l'M9, noi non abbiamo interlocutori, Brugnaro non esiste, la Giunta non esiste, la Cultura non esiste, che poi il più grande sfregio fatto a Venezia è stata quella, sapete quale, no? Brugnaro si è tolto la delega alla cultura, che è il più grande sfregio da fare a una città come Venezia. Questo è uno sfregio. Chiudo la cosa, dico faremo questa iniziativa e sarà anche un'iniziativa, come dire, non dico di protesta, è uno spettacolo, un evento culturale, ma che vuol diventare a fine giugno, vuol diventare anche un momento polemico verso la città, e non a caso l'ho chiamato dall'M7 all'M9, perché come si è passati all'M9 attraverso una struttura che nel 700 era nel cuore di Mestre, era il fulcro centrale, perché era l'apertura di Venezia sulla terraferma era Mestre, Piazza Barche, quindi con le barche che arrivavano, le gondole eccetera. In questa piazza c'era questo, sul Canal Sar, sulla villa di Durazzo, faremo questo evento teatrale
e a fine giugno, e lo presenteremo alla città come una protesta, come una proposta protesta, e naturalmente quando sono andato all'M9 l'ho parlato col presidente Bruneo, con Biscione, con Rigon, eccetera, e mi ha detto: ma è il comune? E il comune ha detto: a Semolo perde. Cioè, mi ha detto Ori, nel senso che Orisè, cioè una struttura come quella non ha nessun rapporto col comune e sono in gravissime difficoltà perché la struttura non decolla, perché non hanno fatto un'analisi probabilmente, cioè quando tu hai distrutto il tessuto culturale di una città, l'humus, tu non c'è aggregazione, hai distrutto tutto, cosa vuoi costruire? Metti una struttura lì, l'M9 come il Cagnano lo passava a Furlano, e mi tocca vedere che Furlano farà altre 18 sale cinematografiche all'M9 e facciamo tutto no, perché è così. E chi è che compra una struttura come l'M9 oggi? Non ce la faranno, mi dispiace, ma lo dico con molto come dire, male il cuore dire che quella struttura, perché è un famarino male al cuore, perché la struttura è bellissima, ma è stata fatta senza aver considerato minimamente che il tessuto culturale della città è stato devastato, e tu lo vai a vedere una volta vai a vederlo, poi basta, non vai più. E quello che arriva da Venezia dopo 8 ore a camminare per Venezia, turista, va a dormire a Camarceo, nei tombe dell'Oculi, il nuovo cimitero di Mestre, a sera ciappa va a vedere l'M9. Solo così Scusate, teniamo presente la giusta reprimenda di Antonio di prima, cioè puntiamo a, questo è un segno, no? Progetti, ho adesso 5 iscritti a parlare, questa assemblea poi si chiude così perché non possiamo andare a sfinimento, decidiamo se vogliamo di darci un altro appuntamento qui alla stessa ora fra, non so, 15 giorni, e nel frattempo sono state fatte già 3 o 4 iniziative, quella dell'Umberto I, quella della Bissuone, insomma ci sono 3 o 4 iniziative. Che si voti per le europee non me ne frega niente. Noi abbiamo detto titoli oggi, va bene, e per questo sto dicendo, sto cercando di fare in maniera che questa assemblea non si chiuda su nulla, però non possiamo neanche pensare che in un'assemblea si faccia tutto, non è possibile. La gente oggi ha messo in moto un sacco di idee, ha visto un sacco di congiunzioni, però non si può decidere. Ma qualcuno viene al 18 un momento. Allora, la Maria Rosa è iscritta a parlare per parlare del 18, quindi non c'è problema. Adesso ho iscritto Stefano, Maria Rosa, Andrea ha richiesto, Pizzo e Fabrizio e anche Roberto, sono 7. Vabbè, non mi importa, pazienza, pazienza. Se Stefano riesce a parlare 2 minuti, no scusa Fabrizio, perché sennò non se ne va via. 2 minuti a testa per dire le cose veloci, e chi invece non ha mai parlato ha i suoi 5, 8, 10 minuti. Prego, Stefano. Non importa. Allora, Maria Rosa Vittadini. Vengo qua perché là sono periferica. Io sono una delle staffette dell'assemblea del 18 di maggio. L'assemblea del 18 di maggio assomiglia molto a questa assemblea. Io ho sentito con molto interesse il modo di dire, molte cose le so, ma il modo di dirle, il modo di presentare, il modo di tradurle in patrimonio comune. Cosa succede il 18? Il 18 si parla di Mestre, di tutte le cose di cui abbiamo parlato e forse anche di altre, e si parla di Venezia. E si parla di Venezia insulare e di Mestre come fossero una sola città, cosa che non è così chiara nella testa di molti anche benissimo intenzionati, ma che guardano quella cosa lì che gli interessa, su cui si stanno spendendo, su cui approfondiscono, ed è benissimo che facciano questo, ma il collegamento con gli altri che sul parco accanto, sulla
continuità del percorso sulla stazione. La stazione, certo che è la stazione di Mestre, ma non si può parlare della stazione di Mestre senza capire cosa succede a Venezia e che cosa succede avendo fatto della stazione di Mestre, avendo impedito alla stazione di Mestre di diventare quella mostruosità che si sta profilando. E a Venezia cosa succede? Non mi ricordo più chi prima diceva che la CTV sta... ma noi abbiamo sempre teorizzato che tra Mestre e Venezia doveva essere in qualche modo alleggerito il ponte e si doveva arrivare a Venezia da Mestre anche dal bordo esterno della laguna. Quante cose abbiamo immaginato e detto? Allora il 18 moltissime associazioni hanno già detto che ci saranno. Io spero che quelle che non sono state direttamente contattate oggi, sentendo che c'è questa occasione il 18 di maggio di riunirci tutti insieme, faremo questo lavoro di riunirci intorno ai tavoli e vedere quello che diceva prima da Venezia, come andare avanti, come trasformare quello che mettiamo intorno a questi tavoli in qualche cosa di così condiviso, di così solido nella proposta, da poter essere parte di quella piattaforma che è poi lo sbocco di tutte queste cose. La piattaforma che dice: caro aspirante sindaco, chiunque tu sia, caro aspirante governatore di questa collettività, queste sono le cose che abbiamo fatto insieme, deliberato insieme, condiviso insieme. Qualunque cosa tu ti aspetti, devi misurarti con queste proposte. Allora, queste proposte certamente non nascono il 18. Il 18 ci incontriamo, c'è questa formula al padiglione Antares del Vega, tra le 14:45 e le 7 e le 19. Scusa? No, bel periodo, c'è Bel periodo. c'è la gente. E non so. No, quelli che organizzano che giorno è il 18? È un sabato. È un sabato. E il padiglione Antares. E c'è gente che lavora, insomma. Sì, sabato certo. pomeriggio. È per quello che abbiamo fatto il sabato, perché c'è gente che lavora. E il padiglione Antares, non so se voi ci siete mai stato dentro, è un posto un po' agghiacciante perché è enorme, ci stanno 700 e passa persone. È quello che è sotto basso della ferrovia, no? Non sbaglio. Lì che cosa succederà? La formula dei nostri partecipatori, perché noi abbiamo della gente che è esperta di partecipazione, è quella di questa parola che si chiama town meeting, la città che si incontra, e quindi i tavoli, ogni tavolo avrà un suo facilitatore. Il facilitatore è uno che impedisce che il discorso venga monopolizzato da una persona sola, che diciamo facilita l'espressione di tutti quelli che stanno intorno a questo tavolo. Il facilitatore ha un computer, quello che fa Michele, Sì, ma certamente, e io spero che lui venga e che sia della partita. Quel giorno abbiamo Il facilitatore, diciamo così, registra le proposizioni del tavolo, quelle condivise o anche i problemi che nascono. Questa comunicazione va a un tavolo centrale dove ci sono i partecipatori che fanno la sintesi e comunicano quello che sta succedendo su quel tavolo a tutti gli altri tavoli, per cui c'è una rete di conoscenza, di interazione tra le diverse persone. Alla fine di questo town meeting dovremo avere quello che è stato detto, quello che è stato condiviso, quello che non è stato condiviso, quindi è un problema e si dovrà lavorare per il come andiamo avanti. Come andiamo avanti? Se questa cosa succede a maggio, noi dobbiamo arrivare a questa piattaforma più o meno verso ottobre-novembre,
con un lavoro volontario, con un lavoro, nascerà da questa riunione del 18 l'elenco dei temi rilevanti, di quelli su cui c'è impegno a lavorare insieme. Oh, scusami, non ti rubo. No. E quindi io sono qui, chi sono le staffette? Le staffette sono quelli che sono andati in giro a intervistare. Io ho intervistato Antonio dalla Venezia ed è stato molto divertente, ho intervistato Michele e quindi io so di cosa si occupano, so come me le hanno raccontate loro e anche come la storia comune ci ha accomunato su molte cose. Molte altre staffette, ci sono 20 staffette che sono andate in giro a contattare, a chiedere l'adesione, eccetera, eccetera. Quindi ci saranno una cinquantina di associazioni a quella, associazioni, gruppi, comitati, singoli, ma non partiti, non espressioni politiche etichettate. Se un PD simpatico vuol venire non lo cacceremo via, ma è lui. Ma perché è PD? Se si presenta un fucsia, c'è anche un fucsia simpatico. Guarda, se anche un fucsia, ma uno è simpatico, staremo a sentire. Lo prende lo stesso. Va bene, non sarebbe altro. Persino Fratelli d'Italia è simpatico. L'unico che non vorrei vedere, ma io non vorrei, non so se è condivisa, è Gigino. Gigino. Allora, qui siamo al discorso, scusate, Andrea, tu avevi richiesto, però hai due minuti perché hai già parlato. Quindi io ho finito, spero che ci siate tutti, spero che veniate, spero che la cosa interessi e la cosa andrà avanti. Allora, scusate un attimo, una cosa tecnica, una cosa tecnica, siccome quasi tutti voi ricevete le mail che mando in giro, ma non tutti, perché qualcuno di voi alla fine mi ridate le mail in maniera che anche questa informazione qui io la rilancio comunque a tutti quelli che vogliono, cioè faccio un rimbalzo, non è che stavo facendo nulla di più. Siccome si sta preparando un sito qual è? dedicato, me lo dirai e lo dirò. Glielo comunicheremo a questa rete. No, però ricordate, chi non riceve già le mie mail, alla fine viene qua e scrive la sua mail, così siamo sicuri. Un momento prima, Andrea. Dai. 2 minuti sono di comunicazione perché non vedo Cesare Rossi. E allora, come vicepresidente di CRIAVE, che è l'associazione contro l'espansione aeroportuale, è abito a Tessera, dico 2 parole molto veloci. Dal nostro punto di vista, il più grande scempio che si prepara per Mestre e per il suo entroterra è quello che sta avvenendo sul quadrante di Tessera, che è la cementificazione che è avvenuta negli anni 20 e 30 a Marghera, si sta preparando in Gronda Lagunare Nord, la seconda pista dell'aeroporto. Abbiamo notizie che Save ci sta lavorando notte e giorno perché il master plan che prevede la seconda pista, che è lato terraferma, arriva fino a Quarto d'Attino, sia pronto il giorno dopo la riconferma di Brugnaro, quindi verrà annunciato al mondo in quella occasione. Ma non solo, c'è il gravissimo, dal nostro punto di vista, atto della privatizzazione con l'accordo di programma del 15 a 10 giorni dalle elezioni. Zappalorto, all'epoca commissario straordinario, ora prefetto di Venezia, firma un protocollo d'intesa poi ratificato con la delibera 8 del 17 del Consiglio Comunale brugnariano, che privatizza il terminal di interscambio di Tessera, il T2, centro storico e terraferma a servizio di residenti e lavoratori. Stiamo parlando di flussi tra la terraferma e la città d'acqua, invece di controllare gli accessi per gestirli, vengono privatizzati. Questa è una cosa inaudita. Lo stadio, il corollario dello stadio, centri commerciali, alberghi,
e tutta la zona di espansione, l'espansione intorno allo stadio. 2 minuti te li sei già mangiati. Sì, vi dico solo una cosa, l'aspetto importante della nuova viabilità ferroviaria per l'aeroporto, tunnel interrato ad anello o a stazione di testa, e tutto l'aspetto della viabilità, i 17 milioni della legge speciale che devono essere spesi. Ecco, solo per richiamare che è importantissima la stazione di Mestre, nevralgica, però non svegliamoci alla mattina trovandoci tutta la parte nord della terraferma cementificata. Sarebbero un peccato che i nostri figli non ci perdonerebbero. C'è un'iniziativa in programma per caso o no? C'è un'iniziativa simbolica il giorno 18 la mattina contro il taglio degli alberi. Ovviamente, a che ora? Alle 11? Seguirà comunicazione, penso sia alle 11. Ecco, ovviamente il taglio degli alberi è una questione minimale, però è simbolico della serie, colpirne uno per ammaestrarne la gente. Grazie. Andiamo avanti così? No, scusa Michele, aggiungo questo, che su questa questione CRIAV e Salsolo hanno in programma di fare un'assemblea a Campalto ancora da definire, però trovo la necessità di fare assemblee a Mestre, a Favaro, in tutte le zone, perché l'aeroporto, la nuova pista prevede solo il passaggio degli aerei sopra la città. Si parlare a Mestre del fatto che l'aeroporto si potenzia, questo stai dicendo. Soprattutto a Favaro. Io e Cesare abbiamo tutta una serie di slide che abbiamo preparato, chi ci invita veniamo a presentarli. Ok, Cesare Rossi, che avrete visto. Volevo sentire 2 minuti Sergio Barizza. Un momento, adesso vediamo se ha voglia, perché lui mi ha risposto. L'ho chiamato in causa. Vabbè, ma sei troppo furbo tu, lo chiami in causa. Sei troppo furbo. Pizza. Due cose, intanto grazie per l'incontro di oggi che secondo me è stato molto interessante, ricco anche come dimensione proprio conoscitiva, e probabilmente fare politica civica significa imparare, no? Dobbiamo tornare veramente a imparare. Su questo faccio una proposta, Michele, visto che hai detto facciamo altre iniziative anche di approfondimento eccetera. Io penso che sulla stessa carta, cioè su quello che oggi abbiamo discusso, No, ce la lascia. sulla stessa carta, È in prestito, ma è un prestito solido. A lungo tempo. E su quello che è stato detto di molto interessante sul territorio, sulle infrastrutture eccetera eccetera, bisognerebbe realizzare un esercizio analogo sulle questioni dell'economia, degli interessi che insistono su questo territorio, perché altrimenti rischiamo di essere la forza che resiste, ma non la forza che governa i processi. E io penso che bisogna cominciare invece a governare i processi. E allora per governare i processi bisogna innanzitutto conoscere cosa c'è, cioè quali sono i pezzi di economia che questo territorio oggi lavorano, pensano, sono in contraddizione, sono in conflitto, sono in sinergia. E questo è un lavoro di conoscenza che sicuramente richiede anche coinvolgimento, la competenza eccetera, però c'è un problema di ricognizione, di mappatura, che sarebbe molto prezioso per un obiettivo che io lo dico in maniera molto esplicita. Penso che stare in un processo democratico significa non soltanto indicare i problemi o i rischi o i pericoli, ma costruire consenso attorno a delle strade e a delle modalità e a un modello anche di economia e di società e di comunità diverso. Vengo al secondo punto, ritornando a quello che tu dicevi, e anche le cose che diceva Maria Rosa sull'importanza dell'assemblea del 18, ma non solo, c'è un percorso di assemblee che ci sono state e che continueranno. Io vi invito tutti a pensare in maniera un po' diversa, cioè il problema questa volta, per come è lo stato della politica cittadina, ma direi anche della politica nazionale, non è più lavorare su delle proposte, su dei programmi e portarle a qualcuno che li rappresenti o che li assuma o che li faccia propri, perché abbiamo visto che questa cosa non funziona più, è la crisi stessa della rappresentanza che non garantisce né la credibilità, né la trasparenza, né la rendicontazione su quello che effettivamente chi è al governo della città o chi ha incarichi istituzionali realizzati. Quindi io penso che ci sia un'assunzione civica profonda che dice i cittadini sono pronti, maturi per assumersi delle funzioni dirette di governo
del proprio territorio, della propria comunità. E quindi quello che io auspicherei, immagino che potrebbe in qualche modo essere il seguito anche delle assemblee, è che si cominci seriamente a pensare a un percorso in cui costruiamo, lo dico in maniera molto esplicita, una lista civica ampia, inclusiva, in cui ci stiano tutte le realtà che hanno voglia di lavorare veramente per la città, e che questa diventi il vero centro. A quello portiamo i contenuti, a quello portiamo le idee, a quello portiamo, non al singolo candidato che spunta come un fungo da una parte o dall'altra o che risponde a quel capobastone o a quell'altro. Ecco, secondo me c'è bisogno di questo salto di qualità profonda. Queste cose io le verrò a dire anche il 18, le dirò il 18 nei tavoli in cui ci sarò, perché penso sia una questione di fondo, visto che uno dei temi, fra l'altro del 18, è proprio il tema della democrazia. Grazie. Grazie. L'ultima Fabrizio, un momento Fabrizio. Davvero. Un momento per dire giustamente, io credo e dico giustamente quello che ha detto. No, lascialo lì. Io volevo dire ad Esposito che lui voleva far nascere un'associazione o qualcosa, mentre già le associazioni in questo momento con la gestione di Brugnaro, va bene, proprio sono attaccate. Addirittura chi ha una sede che poi paga tra l'altro non sa neanche più cosa sarà il domani. Pertanto, e questo è il discorso, dobbiamo difenderci sia noi delle associazioni, parlo storia mestre, ma ne parlo a decine e decine, un po' salve sono le associazioni sportive perché portano qualcosa probabilmente, l'utile, porta skate no, ma porta qualcos'altro, l'utile, ecco, secondo quello che esempio. Sicché, quella della risorsa l'ha fatta fuori l'altro giorno. Ma ti dico, sta minando tutte le associazioni che ci sono con questo principio che ha detto lui, pensandole, va bene, che le associazioni non vanno nel verso giusto di quello che vuole lui, ecco, e sì che dobbiamo anche fare squadra, come ha detto Fizzo, e cambiare veramente, cambiare completamente, anche a garanzia dei nostri concittadini che non ci sono, perché io comunque sono nato come Alagato, ho l'associazione Alagati, ma sappiamo che dietro di noi abbiamo un consenso, una credibilità, ma se li diciamo muoviamoci, allora bisogna ricominciare a fare un lavoro enorme, perché abbiamo visto come questi pirati hanno preso la nostra città. Abbiamo ancora in casa i vassalli. Va bene? Ecco, ognuno si è diviso il proprio territorio, abbiamo il territorio dell'aeroporto, abbiamo il territorio del comune, avremo altri territori che questi vassalli, va bene, stanno facendo man bassa, sicché siamo tornati al Medioevo. Sandro Castagna. Io sono monotono, ma da varie volte che lo dico. Questa è una foto, ma siccome abbiamo parlato di mappatura, ed è da un bel dì che andiamo a parlare di mappe che mostrano, dall'epoca risponde alla domanda, al discorso che il comune aveva detto: noi abbiamo la mappa dei posti pubblici privati che daremo in pasto alle associazioni per sapere dove riunirsi a pagamento, gratuitamente, eccetera. O una mappa con una fotografia come questa. Vorrei che arrivassimo al 18, Maria Rosa, al 18 già in assemblea, con una specie di mappa che non indica solo i luoghi e le problematiche di questa questione, ma che faccia già mente locale. Marcosè diceva, anzi la Cecla, dal nome mente locale non solo sulle problematiche, ma chi c'è. Perché per rispondere agli improvvisati candidati prossimamente che spunteranno come i funghi, probabilmente il chi c'è è una carta di stop. Per cui se riusciamo a arrivare al quid 18 con una mappa da far vedere, sarebbe già almeno in embrione una bozza. Sergio Barizza. Dico una cosa, sono l'amico Castelli, compagno Castelli, scusa. Vai. No, siccome qua vedevo scritto cementificazione, ecco, no, c'è contro la cementificazione. Cioè, io avevo pensato quello che ha detto Castelli, no? Io ho fatto una battaglia in questi ultimi anni perché venisse abbattuto quel palazzo, quell'obbrobrio di palazzo che è la ex emeroteca, che fa azzerare, perché nessuno si accorge che esiste,
l'unico monumento medievale che c'è a Mestre. Se la storia ha un'importanza, no, perché dopo il megadito, come parlare con i vari assessori, ma non si può buttarlo su, chi che ha detto la roba più intelligente sta, fa un gran scenario di entrata verso la piazza, questo è il commento più intelligente. E il commento più basso è, o che abbiamo comprato per buttarlo su, però dopo che abbiamo comprato, abbiamo messo gli uffici dentro, adesso cerchiamo di venderlo, no, guadagniamo qualcosa. Questo qua era l'arco buttare giù quello sarebbe stato un segno contro la cementificazione, perché quello è venuto su in spregio di tutte le regole urbanistiche, offende l'unica roba storica che c'è a Mestre, era un recupero contemporaneamente della storia e un segnale contro la cementificazione. No signore, che a 200 metri, tenete presente Fioi sta roba, ho sentito parlare tanto di vincoli, i miei vincoli non li credo più, dopo che quello che è capitato all'interno dell'M9, perché le due cavallerizie all'interno dell'M9 dell'800 erano vincolate, e una sera a 11 mi sono al telefono, c'era Gianfranco Vecchiato che piangeva, e mi diceva mi lottare contro tutto e contro tutti per mettere il vincolo su quelle due, adesso in contratto di penna l'hanno buttato giù perché devono fare il garage sotterraneo dell'M9, le hanno buttate giù, hanno assicurato che avrebbero rifatto con le pietre sono state là un po' poi sparire, sarà come i Masegni di Venezia che sono in giro per tutto il deserto, saremo ste robe, insomma, non siamo problemi. E questo dell'M9? Questo dell'M9, e dopo al posto delle due cavallerizie dell'800 con le travature, vero Giorgio, con le travature d'epoca, ancora con gli abbeveratoi, cosa? Hanno fatto una roba del cemento, capisci? È l'inverso, no? Cioè noi vogliamo distruggere il cemento, loro lo hanno costruito, andate a vederle, dove c'è il Goppion Caffè e in parte dove c'è una struttura, credo, di servizi per l'aria calda, per roba, eccetera. Sono due strutture in cemento di una bruttura, orribile, per cui va bene, a Fondaranca eurico tutto, no Mario, tanto pazienza, ecco. E l'ultimissima cosa, sono stato molto contento dell'intervento di Mario, perché un'altra cosa per cui ho lottato a lungo era quello di recuperare i segni della storia di Mestre. Uno l'ho appena detto, e l'altro sarebbe quel torrione famoso, no? È l'unico torrione che dà l'idea anche alla persona più sprovveduta. Io ho portato i bambini delle scuole, delle volte ci stai tutti con la bocca aperta, perché perché tu hai l'idea dell'angolo delle mura, no? Il torrione, hai l'idea dell'angolo delle mura. Ecco, non capisco, al di là del problema di Mario, ti capisco perfettamente, nella mia avventura comunale ho avuto la sfortuna per 6 mesi di essere anche incaricato, dopo si era accorto che o facevo apposta a capire che non capivo niente, sai l'archivio e basta, e mi aveva messo oltre che l'archivio anche il responsabile dei messi comunali. Pensati, e c'è quelli che va a lavarsi a macchina, no? E mi ho cercato di maniera di dire, ma scusa, cosa sei? No, tu sì, capisci? E lì c'è una struttura bellissima, quella che dicevi tu, che era il vecchio acquedotto, dove dentro c'erano i macchinari fatti da Vallenari, il sindaco socialista di Mestre, l'ultimo, che era lui il rappresentante della ditta tedesca, perché lì c'erano i macchinari che praticamente sollevavano l'acqua, no? Sarebbe stato, però l'angolo c'è, basterebbe poco, capisci? Basterebbe poco, basta mettere 2 faretti e buttare su il muro che c'è davanti, no? E uno che passa di notte e dice, oddio che bello, a costo zero, ma di fatti, basta, non so cosa potrei dire altro. No, l'ultimissima cosa è questa, visto che anche si era accennato all'amico Giorgetto, al Mestre Bella. Ecco, io ho un ricordo bellissimo, che quando ho scritto la prima edizione del mio libro di Mestre, che è arrivato alla terza, speriamo che arrivi anche la quarta. Sempre più grosso. L'ho portato a Giorgetto, era verso la fine del 94, lui è morto a maggio del 95, per cui era già in carrozzella, e si è messo a piangere anche lui. Oggi vedo gente che piange, insomma. E lui ha detto testualmente: Sergio, ti ringrazio da matti, sarà finita e a fiaba da quelli che dice che Mestre è una storia. No,
Ecco, allora bisognerebbe, visto quello che sta capitando anche in Italia, quel ministro adesso della cultura che vuole ridurre al minimo l'insegnamento della storia nelle scuole, bisognerebbe sapere che quando si interviene su un territorio, su un qualsiasi territorio, che non venga fuori la storia che Mestre non contava niente perché c'era venisse vicino, su un qualsiasi territorio c'è una storia, perché ci sono delle persone che sono passate, hanno abitato, hanno amato, hanno lavorato, si sono date da fare, per cui c'è una storia e prima di intervenire bisogna conoscere quella storia. I nostri amici del comune, se 0,0000001 come conoscenza di storia, va bene? Questo è poco ma sicuro. Io a suo tempo ho regalato il libro, adesso posso anche dirlo, anche voi pensate che poteva essere al capo dell'ufficio tecnico, proprio perché continuava a fare interventi a Mestre Corti a Seresi, che al manco qualcosa, dico, una volta che mi ha trovato, fa Sergio, guarda che sono di Vesa. E ho sul comodino in parte del letto, sigo lì con me. Sotto te l'ho messo per duro, per cui l'ignoranza della storia è una cosa paurosa e quello che stanno facendo anche a livello nazionale è una cosa che a me personalmente preoccupa moltissimo. C'era un'altra statistica oggi, l'ho vista sul giornale, che i ragazzi del meridione delle medie, il 35-37% sono alle scuole medie, non sanno né scrivere né leggere, sono analfabeti. L'ho letta oggi non mi ricordo su Repubblica, un altro giornale, perché ogni tanto mi passo tutti i giornali. Questa è una cosa gravissima, per cui teniamolo come sottofondo questo, tutti i problemi che diciamo sono giusti, però no, la storia, la conoscenza e avere lo sguardo come per capire le cose è una cosa importantissima. Grazie. Roberto, l'ultimo intervento. Ho detto Roberto. Sì. L'ultimo intervento e poi chiudiamo. Non è un intervento vero. Allora, io sono venuto no, nel senso che io ascolto veramente con piacerissimo tutte queste belle relazioni. No, essere anche sta bello sito, se non avesse parlato Mario Esposito, che è 40 anni che ce l'ho qua Mario Esposito. No, come operatore culturale. Perché lui, anche Antonio in parte, no, stura un po' il discorso che pensavo anch'io sotto traccia. Se non sia il caso, dalla prossima volta, come dire, di operare anche a questo tipo di analisi, di capire che fare compagni, cioè nel senso, dopo che ce la siamo raccontata, abbiamo avuto il nostro cahier di doléances, di quante brutte robe che esiste in città, cioè quanti problemi ci sono, anche, no, per esempio sceglierne uno, come diceva Andrea, secondo me la roba più importante è quanto è sera. Secondo il signore di cui non ricordo il nome, il Marzanego e la frullabilità. Castagna è questo che parla di acqua. Sceglierne uno. No, certo, tre, però prima o poi bisogna operare una scelta, soprattutto dopo capire cosa fare su questo. Andremo tutti all'M9 a fare i flash mob, ci stendiamo tutti per terra in piazza Ferretto, non lo so, però qualcosa bisogna fare in questo senso, anche per recuperare tutti gli under 60-50 che non sono qui oggi, perché a me preoccupa un po' quell'età media che abbiamo qua. E io ho cercato anche di fare degli appelli, venite amici, quelli under che conosco, ma non ne vedo nessuno qua, perché probabilmente abbiamo bisogno di avvicinarli con altre modalità che potrebbero essere quelle della performance artistica, dell'operazione estetica, etica, come dire, che potesse finalmente dare anche questo senso, oltre al fatto di parlare dottamente di urbanistica, ognuno con le proprie competenze, perché non è mai tempo perso, è una meraviglia. Io ogni settimana se vengo qua a sentire queste robe, però come diceva Antonio bisogna anche fare per esempio i due amici che erano in fondo, non so chi li ha visti, che poi si sono allontanati, non penso che gli avesse da fare, non perché fossero sconvolti, sono fuori mappa, no? Ma Terraferma è un'operazione interessantissima, cioè il parco della terraferma veneziana, questi agricoltori che si uniscono e fanno questo tipo di operazione e probabilmente sono poco avvezzi a questo tipo di incontri, però se diciamo facciamo qualcosa, facciamo la critica al masco, le bici e andiamo a bloccare una parte del traffico passante per la stazione, no? Lo fanno, mettiamoci d'accordo anche su queste cose qui, altrimenti ci inaridiamo un po'. Io sono molto curioso di vedere il 18 chi ci sarà oltre a questi,
e se arriva qualche under Roberto, 50enne. faccio una proposta subito. Ti interrompo ma poi te la ricordo. Sì, ma sono la proposta l'ho mandata ieri ai giornali ma non è stata pubblicata. Avete visto che hanno interrotto la pista ciclabile da 2 anni di via Querini, via Dante arriva via Querini e poi vai in controsenso, devi andarci perché lì sei arrivato con e sei in pericolo in mezzo all'automobile. Dopo 2 anni e ripetuti avvisi, stiamo a prendere, ancora è lì. Allora ho detto saremo noi cittadini che buttiamo giù quella stazionata perché è stato rifatto il muro. Buttare giù la stazionata è un po' difficile perché diventa un reato. Io sono capace di fare questi reati qua, perché poi alla fine ti assolvono perché c'è un buon motivo, ma non direi di fare questo, ma direi di fare un'altra cosa, se Antonio è un po' d'accordo, che andiamo lì uno dei prossimi giorni, e lo darei adesso l'appuntamento, con le biciclette in tanti e blocchiamo via Querini. Siamo lì e non sappiamo più dove andare perché è finita la pista ciclabile. Non vogliamo andare assolutamente in controsenso perché anche quella è una multa, no? Non possiamo prendere le multe. E ci mettiamo lì e aspettiamo che qualcuno ci dica dove andare perché la pista ciclabile è c'è un vigile che venga a darci apposta nel senso. No, non stiamo tanto, stiamo lì. Abbiamo per denunciare. No, le multe non è meglio non prendere perché prima che te dove cancellata la segnaletica della pista ciclabile dal centro le barche finisce dal centro le barche Non c'è più, non c'è più. No, quello è sempre rimasto. Ah, dietro. No, dietro perché anche lì è stata occupata la pista ciclabile. Io sto parlando di via Querini e lei ha aggiunto. Allora, ho capito. Scusate, Roberta avevi finito? No, ma è una roba carina, scusate. No, carina. Un momento, deve finire. No, non penso fosse particolarmente intelligente. Un momento, però si rifà quello che volevo già dire l'altra sera in sede di incontro con gli amici di Venezia Cambia, perché a noi siamo affezionati a queste immagini qui, a me piacciono tanto le cartine e le mappe, però il salto concettuale che ci eravamo detti era di passare alla mappa di comunità, cioè che non è una cartografia, ok? Lasciamo. Ok, basta. Scusa, allora questa è la mappa ma è la mia, se no non faccio più le colpe delle altre. Allora, ecco, no, un momento, se è possibile io fisserei questa data qui, se è possibile, se avete voglia, sabato prossimo mattina, si tratta di sabato 11, allora 4 più 6, 11, alle ore 11, sabato 11, alle ore 11, tutti quelli che possono venire in bicicletta davanti in via Dante, piazzale Leonardo da Vinci dove c'è la sede dei libri, lì ci mettiamo tutti lì e andiamo tutti in bicicletta per via Querini e poi non sappiamo più dove andremo e ovviamente faremo venire i fotografi, faremo venire anche i vigili urbani, chi se ne frega, ma lì cominciamo a dire basta. Come? No, scusate, questa cosa qua è una risposta a un problema, è un problema piccolo, però è un problema. Da lì c'è poi, scusate, il secondo appuntamento, l'abbiamo detto prima, martedì, quello di Umberto I, l'abbiamo detto, poi ci sarà quello di giovedì alla Bissuola, l'abbiamo detto, alle ore 17:30. Questo qui sarebbe sabato e io mi premurerei di dire al comune che siamo tutti in bicicletta e vorremmo andare a Piazza Sicilia, si chiama Piazza Sicilia, a Piazza Sicilia, e però non sappiamo come andare. Chiederò ai vigili urbani di sapere come andare in Piazza Sicilia venendo da via Dante, ok? Glielo chiederò, farò una non alla questura perché non è una manifestazione, è che dobbiamo andare in bicicletta là. E la terza cosa è il 18, chi può al Vega, si tratta del pomeriggio del 18, va in coincidenza con una cosa che sono quelle riunioni storiche che noi facciamo, ma è secondario, quell'assemblea
è importante, importantissima. E la mattina per gli alberi e la mattina, tutto questo lo mettiamo in un calendario unico. Ripeto, chi non prende già le mie mail, scriva qui la sua mail. Maria Rosa. Noi sappiamo come potrebbe essere risolto quel passaggio che manca, questo delle biciclette. Allora, se riuscissimo a segnare con dei vasi di fiori il percorso vero, scriverci sopra la palizzata enormemente, come dice il nostro amico, enormementissimamente, vergogna, lì dipingerlo col nero, vergogna, in maniera che rimanga, magari il giorno dopo la buttano via, ma la palizzata non la vergogna. Scrivete le mail qui. Questa assemblea la riconvochiamo per la domenica successiva al 18, il giorno delle elezioni. Il giorno delle elezioni qui si farà l'assemblea, il giorno delle elezioni alle ore 16 come oggi.